Buongiorno a tutti, buon 1° agosto, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospite in studio per ben 2 ore dalle 8 alle 10 il sindaco Roberto Di Piazza, quindi se vorrete dialogare con lui e fare le vostre segnalazioni direttamente al sindaco potrete farlo oggi chiamandoci sempre in diretta oppure scrivendoci le vostre mail. Avremo naturalmente anche i nostri collegamenti esterni, vi daremo conto dell'apertura del CRAL e altre situazioni, anche dell'inizio dei lavori al pedocin per ampliare insomma la platea di chi può accedere al bagno alla lanterna, ma cominciamo come sempre dalla nostra rassegna stampa che è preceduta dalle previsioni del tempo. C'è un cambiamento del meteo in corso in queste ore, allora andiamo a vedere proprio la pagina del sito dello Smeralpa regionale. Da mercoledì pomeriggio, cioè da ieri, l'indebolimento dell'anticiclone nordafricano consentirà l'ingresso di correnti atlantiche più umide che causeranno instabilità atmosferica più riprese. Quindi oggi, giovedì 1° agosto, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, a partire dalla zona montana, saranno probabili rovesci temporali, in successiva estensione alla pianura e alla costa. I temporali potranno essere localmente forti con raffiche di vento. Quindi vediamo, questa è la situazione. Vediamo domani, venerdì 2 agosto, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio saranno probabili rovesci temporali sparsi che dalla zona montana si estenderanno verso la pianura e con minor probabilità ancora verso la costa. Mentre sabato 3 agosto vediamo ancora un cambiamento, cielo in prevalenza poco nuvoloso, nel pomeriggio possibili rovesci e temporali sparsi più probabili sulla zona montana ma che potrebbero in seguito interessare l'alta pianura e il Carso. Soffierà Borino sulla costa e sulle zone orientali, quindi instabilità ancora fino al fine settimana, fino a domenica in cui vediamo un mutamento, una maggiore stabilità, cielo poco nuvoloso e sulla costa fino al mattino soffierà Borino, poi Brezza. Questa è la situazione almeno fino a domenica, fino alla fine di questa settimana. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Allora cominciamo come sempre facciamo con il piccolo di Trieste. Più telecamere, Stewart si riferisce al tavolo ieri in prefettura dopo le violenze che vedono coinvolti ragazzini e ragazzine. Amuggia chiede l'applicazione del decreto Caivano, vigilanza sulla vendita di alcolici ai minori. Questi risultati del tavolo di ieri, ne abbiamo dato conto anche noi nel nostro telegiornale. Ancora locali e piazze, via all'ordinanza nei siti a rischio finalmente. Poi ancora in pensione dall'Antonia, storica preside del Dante, nella collezione di moto vintage la Falcone 500 dei vigili urbani, una curiosità. Agosto d'autore, lo scrittore che riscoprì il senso delle parole, l'iniziativa, vediamo l'articolo di Paolo Rumiz. Poi ancora in centropagina Bretella del Molo IV, spuntano tracce dell'Ottocento, il cantiere per i sottoservizi e il nuovo ingresso, gli scavi lungo la Bretellina del Molo IV, riportati alla luce alcuni reperti. Qui vediamo appunto i lavori e ne parleremo anche con il sindaco. Pile e lavoro crescono più che nel resto dell'Italia in Friuli Venezia Giulia, una buona notizia per quanto riguarda l'economia. L'Olimpiade, la sfida triestina a 5 anelli, la velista triestina Iana Germani, dopo l'eliminazione di Veronica Toniolo nel judo, le speranze triestine sono affidate appunto alla velista Iana Germani in gara con Giorgia Bertuzzi nei 49 RFX. Dopo 12 regate le azzurre occupano la 6ª posizione, oggi partecipano alla medal race che assegnerà il podio, quindi l'obiettivo di una medaglia sembra lontano ma la formula della medal race non impedisce di sperare in un miracolo. Per quanto riguarda le notizie internazionali, ucciso il leader di Hamas, Teheran, colpiremo Israele, l'escalation in Medio Oriente, ha utilizzato un missile teleguidato. Le origini di una tragica escalation è il commento di Peppino Ortoleva sempre sul piccolo, di cui vediamo ora anche la pagina di Gorizia e Monfalcone. Ci si concentra su Gusti di Frontiera che riparte da 350
tornata al stand il Gran Galà dei Golosi, torna con diverse novità a Gorizia con un occhio alla capitale della cultura. La manifestazione si svolgerà dal 26 al 29 settembre, mappa rivista a causa dei cantieri proprio per Go 2025. Poi ancora il centro minori a Turriaco dalla regione 2,5 milioni, commercio Corso del Popolo a Monfalcone, ora diventa la Via dell'Arte, e ancora scuola, sconti alla mensa per 500 famiglie. Qui vediamo ancora il bastione del castello di Gorizia, la rinascita di Castello e Bastione, tutti i lavori sempre verso la capitale europea della cultura. Ma abbiamo visto appunto la tragica notizia dell'escalation appunto in Medio Oriente ed è un po' il titolo che campeggia su tutti i quotidiani in edicola quest'oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera. Ucciso il capo di Hamas, raid di Israele a Teheran, morto Haniyeh, l'Iran promette vendetta, il mondo in allerta, un missile ha colpito l'edificio dove alloggiava, gli USA non coinvolti né informati, condanna di Russia, Cina e paesi arabi. L'ex piastrellista che per Gaza sposò la violenza in primo piano, poi serve il dialogo, il conflitto si deve evitare. Il capo di Hamas ucciso a Teheran da Israele, colpito l'edificio in cui alloggiava, gli USA noi non informati, l'Iran sarà vendetta. Bufera sul ring, la pugile del testosterone contro Carini, Olimpiadi di Parigi, c'è grande polemica intorno a questo fatto, insomma bufera sul ring olimpico del pugilato femminile, il caso è legato all'algerina Iman Khelif che oggi sfiderà l'azzurra Angela Carini, esclusa dai mondiali per il troppo testosterone, la pugile africana è stata invece ammessa ai giochi di Parigi, proteste dalla politica ma il CIO non cambia idea. Rogo nella baraccopoli, fumo e paura a Roma, vediamo un'immagine significativa e impressionante, residenti in fuga, si tratta di Montemario, evacuata la RAI in via Teulada, grosso incendio partito da un campo nomadi a Montemario, Roma, fumo e paura, fuggi, le fiamme sono arrivate vicino al tribunale di Piazzale Clodio, evacuata la sede RAI di via Teulada, la rabbia dei residenti, qui continue esplosioni. Ancora crollo di Scampia a Napoli, invece l'allarme già nel 2015, il ballatoio è a rischio. Il caso Genova, Ermini lascia la direzione PD e poi ancora mafia appalti, indagato anche Pignatone. Vediamo anche il caffè di Massimo Gramellini, il treno dei desideri, si riferisce alla programmazione dei lavori sulla rete ferroviaria per le 2 settimane centrali d'agosto, quelle del grande esodo, ed è un argomento che viene trattato ad esempio in primo piano dal Fatto Quotidiano. Addio treni ad agosto, Salvini non pervenuto, bloccati o rallentati, Trenitalia lavori annunciati, ritardi di 150 minuti, le ferrovie comunicano a sorpresa un mese di cantieri di manutenzione, proprio il più affollato dell'anno, in aggiunta ai disagi per così dire ordinari, però il ministro rimane inerte, questa è la critica del Fatto Quotidiano. L'Iran, poi invece ci spostiamo al Medio Oriente, ora la resistenza, Bibi noi pronti a tutto, uccisi i capi di Hamas e Hezbollah. Ancora andiamo a vedere la Repubblica, autonomia, già raggiunte le 500.000 firme contro appunto l'autonomia differenziata per il referendum, sono state raggiunte le 500.000 firme necessarie per indire il referendum sull'autonomia differenziata. Ancora ucciso Haniyeh, l'ira di Teheran, Medio Oriente, il leader di Hamas eliminato nel sonno in Iran con un missile o un drone, falle nella sicurezza, è un network di oppositori hanno reso possibile il blitz. L'Ayatollah Khamenei, colpiremo Israele con una rappresaglia, Netanyahu, la caccia ai jihadisti continua, ci aspettano giorni difficili, gli USA dicono non sapevamo. Ancora andiamo a vedere il retroscena, l'eterna dottrina di Golda Meir, uccidere i nemici di Gerusalemme dopo la strage appunto delle Olimpiadi di Monaco del 72 e poi l'analisi, i sentieri della guerra segreta. Per la politica Meloni e il piano per screditare il rapporto sgradito, Pignatone il nido di vipere della procura. Ancora una lettura diversa del caso appunto Khelif, i pugni della destra su Khelif, la pugile che oggi sfiderà
Carini, un argomento che ritroviamo sul giornale. Allora vediamo: Hamas decapitata ma non è finita, guerra al terrore, Netanyahu elimina in Iran il leader terrorista, l'ordine di Teheran, colpiremo Israele. La doppia mossa di Bibi, un messaggio a Khamenei, il ritorno del mito Mossad, timori di rappresaglia, l'imbarazzo degli ayatollah, paura per gli ostaggi a Gaza. E poi appunto l'argomento Olimpiadi trans, e un uomo combatterà, vediamo qui, combatterà contro la pugile tricolore, appunto la nostra Carini. Poi ancora il caso dossier, Berlino paga i report truffa contro l'Italia. Vediamo Libero, il PD fa a pugni con le donne, Olimpiadi sempre peggio, oggi un'italiana sul ring contro l'atleta definita intersex, per la federazione è troppo uomo per combattere, per la federazione di box, il CONI protesta ma la sinistra si ribella e dice omofobia. Israele uccide il capo dei tagliagole di Hamas, l'operazione chirurgica, un missile lo centra a Teheran, l'Iran minaccia ma Tel Aviv doveva colpire le rivincite del Mossad, raid anche a Damasco. Vediamo ancora La Stampa, lotta all'asse del male, questo è il titolo, Israele uccide Haniyeh, leader di Hamas in Iran, gli USA noi all'oscuro, paura escalation, Netanyahu pronti a ogni scenario. Il Mossad con licenza di uccidere, i rischi della sfida a Teheran, noi e l'utopia storica della pace. Anche qui il caso può combattere la pugile intersex che ha mandato in tilt la politica. Ancora le medaglie, canottaggio e trap, l'Italia è d'argento. Vediamo ancora l'agosto nero delle ferrovie, viaggi più lunghi di 2 ore, Trenitalia e Italo allungano gli orari per via dei cantieri. Andiamo a vedere ancora il Domani, l'intrigo all'italiana intorno a Pignatone, il magistrato è indagato a Caltanissetta per un presunto insabbiamento prima delle stragi del 93-94, sul registro dei PM anche Natoli, il braccio di ferro tra procure, il filo che porta a un dossier Ross di Mori, l'inchiesta su un pezzo di passato oscuro. Poi ancora vediamo sempre sul Domani l'omicidio del capo politico di Hamas, l'ultima goccia del caos medio orientale, blitz mirato contro Haniyeh a Teheran, USA spiazzati da Israele, l'incognita dell'Iran umiliato. E questa insomma è la preoccupazione principale. Il Sole 24 Ore, Iran, Hamas e Hezbollah giurano vendetta, Blinken, ora imperativo il cessate il fuoco a Gaza, che appare però alquanto lontano. Wall Street prova il rally d'agosto, Powell della Fed, taglio dei tassi più vicino per quanto riguarda l'economia. Lo stop nelle ore più calde, qui vediamo una foto in centropagina, in 13 regioni, orari di lavoro anticalura per ridurre appunto il numero degli infortuni, che sono circa 4.000 l'anno, collegati al grande caldo di questo periodo. Allora andiamo ancora a vedere, torniamo sul piccolo di Trieste per approfondire l'argomento che abbiamo visto appunto nel telegiornale di ieri. Allora andiamo a vedere molto rapidamente, vediamo se riusciamo a raggiungere, ecco qui il tavolo in prefettura. Dopo le violenze, telecamere e più controlli dei siti, Muggia chiede il decreto Caivano. La videosorveglianza copre la stazione in piazzale Curiel, vigilanza sulla vendita di alcolici ai minori. Ieri ne abbiamo parlato con il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, reduce proprio da questo tavolo in prefettura, dopo i tanti episodi di risse, violenze giovanili, soprattutto tra ragazzini e anche ragazzine, nella zona della stazione, sul lungomare e in altri luoghi appunto di Muggia, anche sugli autobus. Allora vediamo se riusciamo a farvi rivedere il nostro servizio con l'intervista al sindaco Paolo Polidori. Non lo vedo ancora pronto, eccolo qui. Allora sì, rivediamo insieme il servizio che ripercorre un po' anche le tappe di quelle che sono state quelli che sono stati i vari episodi di violenza tra ragazzini a Muggia. ¡Tírale, tírale! ¡No, no, no!
steward per quanto riguarda sia gli autobus che il litorale, quindi ci sarà una copertura anche integrativa da questo punto di vista, e ovviamente c'è anche importantissimo l'impegno a continuare da parte del prefetto e del questore a continuare a effettuare questi servizi sul territorio congiuntamente con la polizia locale. Controlli potenziati anche con l'ausilio di steward e fronte comune tra le forze dell'ordine coordinate dalla prefettura e il comune di Muggia per contrastare il fenomeno dei giovani violenti nella cittadina rivierasca. È durato oltre 2 ore il vertice per l'ordine e la sicurezza convocato in prefettura proprio per affrontare il preoccupante aumento di risse, pestaggi organizzati, bullismo e disturbo non solo in centro città, nei pressi della stazione degli autobus e sui mezzi pubblici, ma anche in spiaggia, molottie lungomare Venezia e in luoghi abbandonati e fatiscenti come il rudere di Villa Cossic. Il sindaco Polidori ha incassato l'impegno da parte di prefetto e questore su tutti i punti all'ordine del giorno. Un servizio che verrà attuato sarà quello del controllo della vigilanza all'interno degli autobus, quello da parte di Teletrasporti, e quindi si andrà sul territorio a inasprire anche i controlli, se vogliamo, anche con l'utilizzo e l'impiego del cosiddetto decreto Caivano. Ultimo ma non ultimo il fatto di andare a sensibilizzare gli esercenti al divieto assoluto di vendere alcolici ai minori. C'è poi la questione, il fatto di andare a mettere in sicurezza quegli edifici abbandonati, quali l'ex dispensario, che è l'edificio vicino alla stazione degli autobus, e anche Villa Cossic, ai quali proprietari manderemo un avviso per quanto riguarda la messa in sicurezza, che hanno l'obbligo di tenere come proprietari, per impedire che ci siano ragazzi che vadano dentro e che magari possono anche farsi male. Allora, torniamo ancora a leggere il giornale, sempre su questo c'è un approfondimento di spalla qui, l'avviso orale, la misura utilizzata per la rissa a San Vito, cos'è il decreto Caivano a cui ha fatto riferimento il sindaco Polidori, senza entrare nel dettaglio, scrive il Piccolo, del pacchetto approvato dal Consiglio dei Ministri a settembre dello scorso anno, una particolare misura a cui allude il primo cittadino, cioè l'avviso orale. Prima del decreto Caivano quest'ultimo era applicabile soltanto ai maggiorenni, mentre dallo scorso settembre è stato esteso anche ai ragazzi a partire dai 14 anni, quindi consiste formalmente in un monito a cambiare immediatamente condotte e a tenere un comportamento conforme alla legge. Questo è il decreto Caivano di cui parlava il sindaco anche ai nostri microfoni. Vediamo ancora il coprifuoco e ci spostiamo in questo caso a Trieste, il coprifuoco dei locali e dell'alcol nelle piazze Garibaldi e Perugino, non vedevamo l'ora, cittadini soddisfatti e bar pronti ad adeguarsi, sebbene già adesso pochi chiudano dopo le 23:30, impreparati alcuni gestori stranieri. Qui vediamo la mappa, scatta proprio oggi questa ordinanza, multe a esercenti a chi consuma bevande in strada, queste alcune delle disposizioni, si avvisa la gentile clientela, c'è scritto che per l'ordinanza dal 1 agosto al 14 settembre il locale chiuderà alle 23:30, insomma si sono attrezzati la maggior parte dei locali della piazza Perugino e di piazza Garibaldi, quindi bene così, sostiene chi abita in quelle vie, alcuni posti sono anni che ci tolgono il sonno e la tranquillità, sorvegliate speciali anche le aree attigue a quella dell'ordinanza per evitare si creino nuovi punti caldi al di fuori insomma di questa fascia, di questa zona delimitata, appunto vediamo qui dalla riga rossa. Noi ieri siamo andati con il nostro Gianluca Paladin proprio in piazza Perugino per vedere un po' la rivoluzione, non soltanto per quanto riguarda i locali e questa ordinanza anti disordini, schiamazzi eccetera, ma anche per capire quali sono le novità sul fronte della nuova viabilità sempre di piazza Perugino. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Ancora una serata, una notte di libertà per così dire, sperando che stanotte non si scateni il Far West tipico di piazza Perugino. Poi sarà ordinanza in vigore da domani fino al 14 di settembre. Locali, bar e in generale tutti gli esercizi commerciali che dovranno chiudere alle 23:30, pena sanzioni pecuniarie molto elevate. Ma c'è di più, come sappiamo, alle 22 è vietato girare
girare per strada con bottiglie di vetro o lattine che se spaccate possono essere utilizzate entrambe come oggetti contundenti. Sappiamo cosa succede in piazza Perugino spesso la notte con tafferugli, grida, schiamazzi, risse, liti tra stranieri, italiani, un po' di tutto, ragazzi anche minorenni coinvolti, e grazie all'abuso dell'alcol è veramente forte la confusione che c'è qua e i residenti, come sappiamo, non ne possono più. A motivo per cui il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha deciso di dare un giro di vite e di predisporre anche controlli, ovviamente il tutto coadiuvato assieme alla polizia locale naturalmente, ma a tutte le forze di polizia. Ma c'è di più, perché da ieri è in vigore anche il nuovo regolamento della viabilità, modifiche permanenti alla viabilità. Questa via che sta inquadrando Guido Indri, per esempio, non è più da ieri a doppio senso di marcia, quindi bisognerà procedere solamente in discesa. Chi invece viene da Piazza Garibaldi, per intenderci, chi invece viene dalla via in fondo deve avere obbligo di svolta a destra, non può salire su per di qua. Sono stati predisposti i nuovi cartelli, c'è la polizia locale, come vedete, che è proprio presente qui oggi, proprio per verificare il rispetto di tale disposizione della viabilità, e quindi una sicurezza in più affinché i veicoli e i loro conducenti più che altro non facciano errori. Allora, poi ci collegheremo anche con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico, magari anche capire come sta andando l'applicazione delle novità proprio in quella zona. Andiamo avanti alla lettura del piccolo, vediamo che il Comune vende 10 posti auto nel multipiano di Sant'Andrea, l'avviso d'asta prevede la cessione in blocco, offerte a partire da 162.000 euro, le proposte entro il 27 settembre per gli spazi previsti al secondo livello interrato. Poi ancora 7 stalli in più sul transetto, così cambia il Park San Giusto, l'accordo per la stazione degli ascensori. E poi ancora la Lanterna, il secondo ingresso al Pedocin allarga il bagno a 200 donne, la risposta al nodo delle code, ne abbiamo parlato più volte nei nostri telegiornali. Il Comune avvia la realizzazione di una seconda porta d'accesso, capienza del lato femminile a 700 unità già dal fine settimana. Allora, vediamo il servizio con l'intervista al sindaco di Piazza, che lo ricordo sarà con noi dalle 8 alle 10 proprio per rispondere e dialogare con voi in diretta. Allora, rivediamo insieme il servizio sul Pedocin. Sindaco, il Pedocin ha bisogno di un'uscita di sicurezza, domani certo partono i lavori. Esatto, avevano fatto questo piano di sicurezza, emergenza terremoto, alluvioni, caduta di aeromobili, esplosioni, insomma una serie di cazzate mai viste. Sono andato là, ho visto un portone, ho chiamato naturalmente i miei uffici, hanno fatto fare un portone che diventa uscita di sicurezza. Domani alle 8:30 cominciano i lavori e così, non so, decideremo da 500 passerò a 800, così risolve il problema della lanterna, che è un vanto della nostra città. 2 giorni per sostituire l'attuale cancello con 2 porte da 120 cm l'una, al fine di avere un'uscita sicura al Pedocin per ottemperare alle disposizioni del piano sicurezza. Domani sorgerà il cantiere e l'assessore competente Elisa Lodi si augura che entro il fine settimana l'installazione sarà ultimata, anche per aumentare la capienza fino a 200 ingressi in più. Attualmente tra le 2 sezioni, uomini e donne, possono occupare gli spazi della lanterna 506 persone. L'altro giorno, quando sono andato a vedere, ho detto: ma c'è un portone, basta trasformarlo in un'uscita di sicurezza. Ho chiamato gli uffici, hanno chiamato Belletti, che era un grande, in 10 giorni, quando ha saputo che era per noi, per il sindaco di Piazza questo e altro, risultato fatto. Domani partono i lavori, qualche ora, qualche giorno, montiamo sto cancello. Allora, questo è appunto l'annuncio di ieri, quindi si allargherà la platea possibile per quanto riguarda la presenza di donne al Pedocin. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico. Abbiamo a telefono il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno Buccarella, lei e tutti i telespettatori. Iniziamo con dire anzi che la notte trascorsa non ha presentato niente di particolarmente gravoso per noi, solamente interventi di routine da parte delle nostre 2 pattuglie serali. Per quanto riguarda
al momento attuale della giornata odierna traffico tranquillo, non abbiamo nessun intervento in atto, le pattuglie stanno montando. Per quanto riguarda eventuali segnalazioni per il traffico, abbiamo in nota dei lavori dell'impianto semaforico di Piazzale Cani che saranno spenti indicativamente tra le 8 e le 12 di questa mattina per lavori appunto dell'impianto semaforico. Avremo il nostro personale sul posto per eventuali viabilità mobile. Continuano i lavori invece in via Mazzini, intersezione Goldoni, ma principalmente sulla via Mazzini per lo spostamento del pedonale più a valle, nel tratto compreso diciamo a valle della piazza Goldoni. Ma ripeto, non abbiamo particolari altre cose in atto o in agenda, vi restituirei la linea riservandomi come sempre di chiamare se ci fosse qualcosa di impellente. Qualche novità, insomma. Grazie, buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie a tutti. Grazie, allora noi andiamo avanti ancora a leggere il giornale, vediamo che sul Piccolo si parla di una preside che va in pensione, quella del Dante, dell'Antonia Salute Professori e Ragazzi, dall'Istituto Dante alle lezioni al Burlo, punto di riferimento per l'istruzione dei giovani in ospedale, il momento è molto duro, difficile lasciare tutto questo, dice la preside Fabia dell'Antonia. Con noi per 17 anni di crescita e amicizia che non scorderemo, l'omaggio del personale. Ancora la scusa di un sondaggio sul servizio sanitario, dietro ai falsi addetti di Asugi c'è la truffa dell'assicurazione, quindi attenzione, una nuova truffa si affaccia, si spacciano al telefono per addetti dell'azienda sanitaria con la scusa di effettuare un sondaggio sul gradimento del servizio sanitario pubblico e privato, propongono la sottoscrizione di un'assicurazione sanitaria privata, promettendo delle sedute di fisioterapia gratuite con un sistema di estrazione. Segnalazioni su questo tentativo di truffa sono state raccolte nei giorni scorsi da Asugi, che mette in allerta i cittadini sul fatto che l'azienda sanitaria non effettua sondaggi telefonici in questa modalità. Tutte le indagini rispetto alla qualità del servizio e alla customer satisfaction organizzate dall'azienda vengono precedute dall'invio di una lettera riportante i recapiti telefonici e contatti del responsabile dell'indagine. Viene evidenziato inoltre come durante le chiamate di indagine effettuate da Asugi l'operatore che intervista il cittadino si identifica sempre dando la possibilità di verificare la chiamata. L'azienda raccomanda quindi di prestare la massima attenzione e segnalare tempestivamente queste chiamate alle forze dell'ordine, una raccomandazione alla quale ci uniamo anche noi. Le articolate attività coordinate dal Servizio Polizia Postale per la sicurezza cibernetica hanno coinvolto oltre 160 operatori dei centri operativi per la sicurezza cibernetica, hanno riguardato anche con perquisizioni personali domiciliari 54 soggetti, tra loro anche alcuni residenti in Friuli Venezia Giulia, questi risultati dell'attività di contrasto a questi fenomeni. La collezione di moto nel garage vintage rivive la Falcone 500 livrea Vigili Urbani, il triestino Saxida acquistato e poi restaurato, l'ultimo esemplare ancora circolante della due ruote anni 70 color rosso nearco. Questo è il mezzo a due ruote, la motocicletta appunto, con alla guida Giampaolo Saxida, evidentemente appassionato. Allora vediamo ancora gioielli, birra, ceramica, abiti, la creatività viaggia in stazione, Confartigianato, Trieste e Gorizia insieme per la prima volta, poi toccherà a Udine, quindi il tradizionale individualismo dell'artigiano comincia piano piano a lasciare il posto a forme di collaborazione. La stazione centrale triestina oggi vedrà inaugurare alle 16:30 Artigiani fuori dai binari, una curiosa esposizione che intreccia differenti temi. L'iniziativa vede alla ribalta 17 aziende triestine e 3 goriziane, così da sottolineare il dialogo territoriale all'insegna della Venezia Giulia, un po' come succede con la Camera di Commercio. Questi gli spazi dove oggi si inaugura alle 16:30 Artigiani fuori dai binari, una iniziativa di cui ci siamo occupati spesso
spesso anche noi e probabilmente lo faremo anche oggi. Allora, ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. A fra pochissimo. Bentornati in diretta ancora con la nostra rassegna stampa. Allora andiamo a vedere un po' i giornali nazionali. Siamo sul Corriere della Sera per parlare del caos in Medio Oriente. Allora Haniyeh ucciso a Teheran, Khamenei colpire Israele, il capo politico di Hamas eliminato in Iran un giorno dopo il blitz di Beirut, lo Stato ebraico giorni difficili, Erdogan, Putin e il Qatar, assassinio. Queste le prime reazioni. Qui si fa un po' la cronistoria dall'arrivo in volo da Doha alle celebrazioni col regime, poi il colpo in piena notte, le ultime 24 ore del leader, il figlio del pescatore che tesseva i legami con l'asse del male, nato in un campo profughi in una famiglia povera, da giovane aveva lavorato in Israele per poi prendere parte alle intifade. Dal pragmatismo all'esultanza per il 7 ottobre, il capo politico di Hamas trattava su Gaza dal Qatar. Questo è il profilo. Gli ayatollah umiliati sono costretti a promettere vendetta ma temono l'escalation. Teheran preferisce il logoramento dell'avversario, l'incognita degli alleati, ci sarà una reazione concertata, il regime teme la controrisposta dello Stato ebraico e degli Stati Uniti. Il mai più ribadito da Ben Gurion all'indomani della Shoah è diventato il viatico per ogni tipo di operazione militare. Il commento: nemici nel mirino. Allora, vediamo ancora la ricaduta sulle trattative. Ora la tregua si allontana, questa è la domanda che aleggia, e poi dalla lotta per creare lo Stato alle rappresaglie per Monaco 72, così Israele ha eliminato le minacce alla sua sopravvivenza. Andiamo ancora avanti, sempre sul Corriere della Sera, per vedere quelle che sono le notizie anche dalla Cina. Meloni una nuova fase con la Cina e va a Parigi senza vedere Macron. I media italiani esclusi dagli incontri a Pechino su richiesta dello staff della Premier. L'agenda: in Cina la Premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente Xi Jinping. Al centro della missione di 5 giorni i dossier economici, nuovi dazi UE sulle auto elettriche e i temi geopolitici. Questi appunto i temi in discussione in questa missione in Cina di Giorgia Meloni. Ermini sceglie, lascia la direzione PD, Toti c'è l'ok dei PM alla libertà. Parere contrario invece su Spinelli, attesa tra oggi e domani la decisione sull'ex governatore. Qui siamo invece in Liguria. Andiamo a vedere sempre sullo stesso tema, Insabbiò su mafia appalti, indagato sui temi appunto della politica interna ma anche della cronaca giudiziaria. Insabbiò su mafia e appalti, indagato Pignatone, lui mi sono detto innocente. Caltarissetta, l'accusa di favoreggiamento per l'ex capo dei PM di Roma. Questa è la notizia che troviamo anche in tutti gli altri quotidiani. Autonomia, corsa record per il referendum, raccolte le 500.000 firme, l'annuncio dei promotori, adesioni anche di centrodestra. Qui vediamo il fronte del no, per così dire, all'autonomia differenziata. Fa bene il PD ad allargare il centro, al centro, ma non partirei da Renzi e Calenda. Bettini, nessun veto, però non sono più i protagonisti di quell'area. Questa è l'intervista all'ex PC, PDS e DS, fu tra gli ideatori del Partito Democratico. Allora, torniamo sul piccolo, il piccolo per vedere la pagina regionale. Dunque, PIL e lavoro, l'economia resta solida, il tasso di crescita nel post-Covid è superiore alla media italiana, l'aumento del prodotto interno lordo regionale sarà del più 0,9%, le esportazioni previste in rialzo più 5,6 nel 2024 e 4,5 nel 2025. Questa è l'analisi, il report di Confindustria Udine. Petrucco, tra le sfide carenza di addetti, demografia e tecnologia. Questo è l'approfondimento oggi sul piccolo in
entrambe le edizioni. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sì. Buongiorno. Buona giornata a tutta la redazione, anche a lei, dottoressa. Buongiorno a lei. Senta, rinnovo nuovamente l'appello affinché si possa fare qualche cosa per il attraversamento tra la via Molino a Vento, Largo Pestalozzi e via del Veltro. Per prendere, io ho 85 anni, ho già telefonato diverse volte per questa questione, per prendere l'autobus devo attraversare quell'incrocio, piccolo però è pericolosissimo perché non si fermano. Circa un mese fa hanno fatto delle linee di rallentamento sulla via del Veltro, 100 passi più giù rispetto a quello che desidererei avere questo passaggio, diciamo. È molto pericoloso, molto, perché non si fermano e io devo prendere l'autobus per andare in centro. E quindi deve attraversare, è chiaro. Uso il bastone, ho 85 anni, è pericoloso. Capito, signora. È la seconda volta che chiedo questo desiderio, non è un desiderio ma è una necessità, non solo per me ma anche per tante persone che attraversano questo incrocio, ecco. Grazie della segnalazione, la giriamo al sindaco, poi magari anche agli uffici competenti. Grazie intanto della segnalazione. Ma c'è tanta necessità, hanno fatto a 100 passi più giù il rallentamento, perché è successo qualcosa un mese fa, a mezzanotte hanno messo, però 100 passi più su non hanno fatto queste linee. Capito. Io speravo, ma inutilmente. Grazie. Poi volevo dire che ho ricevuto una raccomandata. Dovevo prendere 2 mezzi, sono con il bastone, come vi ho già ripetuto. Per andare a riscuotere questa raccomandata ho atteso 2 ore. 2 ore, mamma in piazza mia. Vittorio Veneto, 2 ore. Pazzesco. Non le dico altro, guardi, alle perché poste. Guardi, sono un po'... È arrabbiata, immaginiamo. Ma credo di sì, perché certo. alla mia età, insomma, e ancora che mi sono trovata l'avviso nella cassetta, perché a volte lo mettono all'esterno appiccicato ai campanelli. Grazie. Grazie della segnalazione. Ringrazio tutta la redazione. A lei signora, grazie, buona giornata. Allora ci siamo appuntati le segnalazioni della signora e cercheremo magari di riportarle anche al sindaco. Allora andiamo avanti ancora, torniamo su un argomento di cui abbiamo parlato nei nostri telegiornali, l'iscrizione all'albo degli educatori e sì alla proroga alla fine dell'anno. Conferma del Ministero della Giustizia, la Giunta si era attivata per la Giunta regionale per fare spostare il termine del 6 agosto che sarebbe appunto arrivato a brevissimo. Poi ancora il monito dell'OPI Friuli Venezia Giulia, risorse umane esigue, si rivede il modello, visite ed esami nei weekend, gli infermieri aprono all'idea di cui si è parlato appunto. Un piano per valorizzare la figura dei caregiver, il progetto illustrato a Udine e ancora c'è l'intervista al calciatore, a Zico, che racconta il furto a Parigi, era la valigia di mia moglie, ridimensiona il danno, c'erano i gioielli che le ho regalato negli anni, molto meno di 500.000 euro, fa parte della delegazione brasiliana alle Olimpiadi. Dispiace soprattutto per il valore affettivo degli oggetti preziosi, ma quanto accaduto ce lo siamo già lasciato alle spalle, dice l'ex campione. Poi ancora, indagato il magistrato Pignatone, dimostrerò la mia innocenza, e a Roma l'incendio a Montemario, sgomberati uffici e case. Poi andiamo ancora avanti, sempre alla lettura del giornale, e vediamo emergenza roghi nei boschi in Dalmazia, 2 pompieri sono rimasti
rimasti feriti non in maniera grave, portati in ospedale, un arresto per l'incendio nell'area di Tucena, poi Macedonia del Nord martoriata dal fuoco, un morto e 3 feriti e il pericolo sale, sempre per l'argomento, diciamo così, incendi. La pagina dell'economia, Cegas APS Amga spinge Hera, l'utile in crescita a 218 milioni e poi ancora l'allarme sulla Tirso, la crisi industriale a Trieste, già nei bilanci del 2022, continuità a rischio. La fotografia della situazione nella relazione dei revisori dei conti del gruppo, ma nel 2023 anticipati 599 mila euro al presidente Parodi, ieri tavolo in regione sulla Tirso. Ricerca idrogeno verde, la regione presenta un bando da 10 milioni, il maxi finanziamento, e poi ancora per l'economia sempre l'inflazione torna ad alzare la testa, a luglio sale all'1,3% nell'Unione Europea e il doppio. I rincari sono nuovamente spinti dai prezzi degli energetici, la BCE monitora ma per adesso non cambia la strategia, è un leitmotiv che vediamo un po' da tanto tempo. Un approfondimento sull'autonomia tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, qui vediamo appunto Federica, Giorgetti e Zai in un'immagine d'archivio, ma andiamo a Gorizia, la rinascita di Castello e Bastione, valorizzata la piazzola d'artiglieria in vista del 2025, ma ieri si è parlato anche della prossima manifestazione di Gusti di Frontiera che avrà 350 stand, mappa rivista a causa dei cantieri, si svolgerà dal 26 al 29 settembre, individuate altre location per le specialità francesi e per il pesce. Ci racconta tutto nuovamente nel servizio il nostro Gianluca Paladini. Il mappamondo dei sapori di Gusti di Frontiera, quest'anno giunto alla 19ª edizione, è ormai definito. Tra le tante manifestazioni di interesse, la Commissione Comunale ha selezionato 350 stand da 45 paesi, radunati come da tradizione in 14 borghi distribuiti su tutto il centro cittadino. Coinvolte nella kermesse anche le molte realtà commerciali che partecipano ancora una volta animando la città. Appuntamento a Gorizia dal 26 al 29 settembre. Ma da tutta Europa letteralmente, anche perché oramai come Oktoberfest da tantissimo tempo, parlo io che sono diversamente giovane, era un luogo di ritrovo per persone che giungevano da altre regioni d'Italia, da altre nazioni italiane, e ci si trovava proprio all'Oktoberfest come luogo di appuntamento tradizionale. Così ormai Gusti di Frontiera è diventato per tantissime persone che vengono da altre regioni italiane e da altre nazioni d'Europa. 5 i continenti, cioè da tutti i continenti troveremo perciò sia il cibo che il bere, una grande kermesse, la più grande del nord-est, 600-700 mila sono le presenze, chiediamo scusa naturalmente ai cittadini per il disagio che necessariamente arrecheremo, ma è una grande festa. Dunque tornano il borgo Friuli Venezia Giulia con i prodotti tipici del territorio, i borghi Austria, quello iberico, il borgo Francia, per assaporare le prelibatezze di ogni regione d'Europa. 14 borghi che ricordano chiaramente le precedenti edizioni, abbiamo anche cultura, la cultura che noi vogliamo riprendere, in particolare col ritorno del Salotto del Gusto che ospiteremo in piazza Sant'Antonio. Prossimamente presenteremo appunto il Salotto del Gusto, ma quest'anno ci sarà anche musica, chiaramente rispettando le regole, in particolare la sicurezza. Ricordiamo che la kermesse enogastronomica più grande di tutto il Triveneto, ci impegniamo affinché abbia sempre un grande successo, ma sempre in sicurezza. Allora, torniamo a leggere il giornale, vediamo che sul piccolo c'è anche la notizia della scoperta della bretellina del Molo IV, riemergono tracce dell'Ottocento, i lavori sulla parallela a Corso Cavour riportano alla luce l'antica banchina del Sale, la riapertura al traffico è rinviata al comune, sarà necessario spostare i reperti. Qui vediamo appunto i lavori, la zona interessata da questi lavori e le tracce
tracce appunto dell'800, l'antico Molo del Sale, strada chiusa dallo scorso maggio. L'intervento chiederà ancora settimane. La scoperta è avvenuta per mero caso una settimana fa durante i lavori di infrastrutturazione della bretellina parallela a Corso Cavour. Le imprese incaricate dal comune stavano scavando la trincea per una nuova linea di gas quando si sono imbattute in una pietra arenaria risalente a 2 secoli fa, una porzione dell'antico Molo del Sale dimenticato nella storia e oggi completamente interrato sotto il Molo IV. Questo l'approfondimento, un passato del Porto Vecchio che continua ad affacciarsi. Già 4 mesi fa venne rinvenuta una parte del lazzaretto teresiano e qui vediamo appunto il focus su queste novità, queste ultime novità. Ma abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Buccarella, senta, sì, sono Maurizio. Niente, ho mandato ancora ieri una mail, io mi soffermo sul fatto, diciamo, dell'incontro, della visita del nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Cina, e sì? Dico, ma qua che riassumo la mia mail, anche se diciamo c'è un momento di criticità per, diciamo, Italia, Europa, mondo e tutto, c'è questo incontro, vede come adesso c'è stata anche l'uccisione del capo di Hamas, diciamo, sì. C'è la guerra in Ucraina, e quindi, ma ci sono polemiche circa la capacità del nostro Presidente del Consiglio che, diciamo, in sede europea, diciamo, questa risponde, la Giorgia Meloni, che sono dei stakeholder, che si dicono così, che seguono direttive di giornali, e menziona Maurizio Molinari di Repubblica. Vabbè, io volevo un attimo, ci sono questi incontri importanti. Un approfondimento su questo. Cosa si può aspettare? Perché io non riesco a capire se potrà avere un risvolto positivo. Se lei riesce, non so, arriva un ospite, può interessare, se non ci sono altre cose. Grazie Maurizio, buona giornata, grazie. Allora riportiamo anche questo al sindaco che sarà fra poco qui con noi in studio. Prima di farlo entrare, so che è già arrivato appunto nella nostra sede, volevo ancora ricordare la bruttissima notizia della morte del cuoco Pavel Mark, che avevamo intervistato tante volte anche noi nelle nostre trasmissioni dedicate alla cucina. Il cuoco 47enne morto a causa della puntura di una vespa, quindi dello shock anafilattico e poi l'arresto cardiaco. Allora rivediamo insieme il nostro servizio che rende omaggio appunto alla figura di questo giovane professionista. Vediamo. Noi facciamo prevalentemente cucina casalinga, carsolina e anche un po', diciamo, abbiamo introdotto la cacciagione. Ecco, mi raccontavi che tu e il tuo co-titolare, che poi incontreremo in cucina, siete cacciatori, quindi avete fatto questa aggiunta, diciamo così. Sì, siamo cacciatori, io devo fare ancora l'esame, lui è già cacciatore tanti anni, abbiamo inserito anche della selvaggina dentro il menù e anche qualche carne un po' particolare che da noi non è tanto conosciuta. Noi Pavel Mark vogliamo ricordarlo così, come uno dei protagonisti della cucina triestina, uno fra i più brillanti fra quelli proposti anche nella nostra trasmissione Peccati in tavola. È stata la puntura di una vespa a togliergli la vita a 47 anni, un incidente che lascia letteralmente senza parole. Mark è deceduto all'ospedale di Cattinara ieri sera, poco prima delle 20, dopo 4 giorni di ricovero. Il fatto si è verificato venerdì 26 luglio al cimitero di Basovizza, dove il 47enne aveva portato un fiore sulla tomba della madre. Dopo il malore, presumibilmente uno shock anafilattico, Pavel è andato in arresto cardiaco. Dunque è stato soccorso da un'ambulanza e portato con la massima urgenza all'ospedale. Nonostante le cure, l'uomo è deceduto. Non solo un cuoco, ma un intenditore raffinato di vini e un cacciatore per diletto. Tante le sue esperienze nel mondo della ristorazione, fra Trieste e il Carso, ma i più lo ricorderanno per la sua gestione, sino a qualche anno fa, della storica trattoria Gostilna Posta di Basovizza. Al banco e fra i tavoli imbanditi era un piacere sentirlo parlare di gastronomia del territorio e ricette tipiche, immancabile la sua battuta ironica in italiano o sloveno a seconda di chi era il suo interlocutore. Uno dei volti della cucina di frontiera che davvero mancherà a molti, non solo alla sua famiglia. No, volevo dire
che indubbiamente ci mancherà. Con la voce rotta dal dolore, Emilio Cucco ricorda Pavel Mark, morto ieri a causa delle conseguenze della puntura di una vespa che ha provocato uno shock anafilattico che non gli ha dato scampo. Dopo un'agonia durata alcuni giorni, ieri sera la triste notizia che ha sconvolto chi lo ha conosciuto, apprezzato e lavorato con lui per tanti anni. Io sono stato il presidente della federazione per 23 anni e lui era uno di quei 8-10 collaboratori sicuramente sempre presente, con tutti quelli che erano invece i nostri sostenitori, no? Ma come cuoco effettivamente ci ha dato una grossa mano ed è stato anche un punto di riferimento nella gastronomia cittadina con la cucina dell'altipiano, insomma, perché c'è stato, grazie a lui noi siamo riusciti a collaborare con i cuochi dell'altipiano. Emilio si appella ai colleghi del settore perché si presentino al funerale di Pavel indossando l'uniforme da cuoco e anche solo questo messaggio provoca in lui una forte emozione. Il giorno del funerale i cuochi si presentino al funerale e vengano tutti con la giacca. Il lavoro di Pavel è stato apprezzato dalla città al Carso, ma è stato prezioso anche all'interno dell'Associazione Cuochi Trieste. Ti dico, io ho 75 anni e quando è venuto, ero già vecchio per lui, perché lui è venuto con noi a collaborare con noi quando ne aveva 18-19 e quindi siamo stati tanti anni, tantissimi anni assieme. Ed è stato un grande nostro collaboratore e uno che ha fatto crescere anche l'Associazione Cuochi Trieste e ha fatto crescere anche la Federazione Italiana Cuochi a Trieste. Infine Emilio rimarca il senso d'appartenenza alla categoria che vuole sia rappresentata per l'ultimo saluto al collega scomparso. Quindi no, prima mi sono un attimo così soffermato nel momento di commozione. Vorrei che i cuochi presenti al funerale in massa con la giacca, con la divisa del cuoco, non dello chef, del cuoco, perché noi siamo cuochi. Questo è il ricordo appunto del cuoco che è morto purtroppo per la puntura di una vespa. Allora, l'avete già visto, abbiamo in studio il sindaco Roberto Di Piazza. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono riuscito a rubare 2 ore del mio tempo, del suo tempo. Che ormai non ne ho più. Mi servirebbero, per andare bene mi servirebbero 29 ore al giorno, 24 sono un po' strette. Sono troppo incredibile, incredibile quello che sta succedendo, sì. Allora, adesso ne parleremo sicuramente. So che c'è anche una telefonata in arrivo, Sindaco, vuole che la sentiamo subito. Ma sentiamola subito. Affrontiamo subito anche il tema dal Porto Vecchio a tutti i vari cantieri che sono in partenza. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno al sindaco. Buongiorno. Io vorrei solo chiedere una cosa. Da giorni date la notizia che la Lega Nord dà soldi per vari scopi. Ma è la Lega Nord che li dà o sono soldi dei cittadini delle tasse? Grazie. Grazie a lei. Allora si riferisce probabilmente al servizio che non abbiamo rivisto questa mattina sull'illustrazione da parte del gruppo della Lega in Regione dei suoi emendamenti che sono stati approvati. Grazie a questi emendamenti ci sono questi stanziamenti sul sociale, sull'edilizia, eccetera. Non so di cosa sta parlando l'ascoltatore, però secondo me ogni consigliere regionale ha a disposizione, credo, delle risorse, sai, e con queste risorse ognuno può fare qualcosa per i cittadini. Sono consiglieri, penso che sia così, sono consiglieri regionali e credo che sia questa la domanda, sì. E questi hanno messo probabilmente a disposizione. Dopo, tornando ai soldi, di chi sono i soldi? I soldi sono di noi che paghiamo le tasse e dopo per fortuna abbiamo oggi un governo, e però sai, ma affronteremo il tema dopo, sai, lo Stato costa 1.000 miliardi e sono tanti all'anno e dobbiamo cominciare secondo me a stringere. A tagliare. Abbiamo 3.000 miliardi di debiti e paghiamo 100 miliardi all'anno di interessi sul debito. Ti do un dato, 100 miliardi sono 8 milioni rotti al mese di interessi. Se tu li moltiplichi solo un attimo in lire per ricordare ai cittadini, ogni mese paghiamo 16.000 miliardi di vecchie lire di interessi sul debito.
E su questo abbiamo 8.000 comuni, abbiamo comuni con 50 abitanti, ma adesso non voglio dire che dobbiamo fare Laura come in Belgio che hanno fatto minimo 15.000, ma faremo almeno i comuni con minimo 5.000 abitanti, dico, ma lo faremo, ma perché su questi temi non c'è destra o sinistra. Su questi temi c'è l'amore per il nostro paese, questa è la realtà, se mi consenti. Certo. Allora dopo senti questi cittadini, i denari, cioè, io con una punta d'orgoglio, cari concittadini, abbiamo il miglior bilancio d'Italia, abbiamo 26 milioni di debiti, cioè niente, e abbiamo azioni per 230 milioni di euro di positività di azioni di ERA. Questo abbiamo fatto in questi anni, ma tutti avremmo dovuto fare questo e purtroppo non è così. Vi ricordo che noi abbiamo un termovalorizzatore che termovalorizziamo 600 tonnellate al giorno di rifiuti e Roma brucia a Vienna. Roma, la spazzatura di Roma viene bruciata. Quelli sono, caro concittadino, soldi buttati via, perché non hanno voluto fare depuratore. E non parlo di parti politiche, che non me ne frega niente, sto soltanto dicendo che avremmo dovuto avere un po' più attenzione per il nostro paese. Di amministrazione insomma oculata, e di questo ha parlato anche col ministro della pubblica amministrazione che è stato qui a Trieste proprio per parlare di questi temi, no? Sai tesoro, ieri sera avevamo qua tutto il management della MSC, tutti innamorati di questa città, sai cosa abbiamo firmato? Sì. Cioè, quello che hanno firmato, perché ero d'accordo con Federica, Roma, no? che lui andava a Roma a firmare e io mi trattenevo qua col ministro Zangrillo. Al ministro ho spiegato questi temi che ti ho detto adesso, che bisogna, sai, gli ho detto abbiamo uno dei migliori depuratori d'Europa per le acque, l'OGS addirittura ci ha detto che abbiamo le acque troppo pulite, abbiamo dovuto girarlo, ma all'incontrario, nel senso per sporcare un po' le acque per le alghe, per i pesci, eccetera. E allora sai, quando poi dici che sei 23 anni che sei qua, che non hai mai avuto problemi con la giustizia, che la città ha uno dei migliori bilanci del paese, sicuramente il ministro è rimasto molto impressionato e gli ho detto che dovevamo cambiare. Vedete, cari concittadini, abbiamo uno stivale, l'Italia, sopra questo stivale gli abbiamo messo un masso che pesa milioni di tonnellate e vale migliaia di miliardi, che è la burocrazia. Noi dobbiamo finirla con la burocrazia. Non è possibile che io per fare un passo, per fare un cantiere, devo confrontarmi col mondo. Perché? Perché negli anni 60 mancava lavoro, Laura, no? E abbiamo creato il controllore del controllato, del controllore del supercontrollato. Questo abbiamo creato. Erano gli anni 60. Nel terzo millennio liberiamoci di questo fastidio. Noi facciamo studi su tutto. Noi facciamo studi su tutto. Parlavamo del bagno marino, sì. Vi faccio ridere. Questo è piano di emergenza di evacuazione della lanterna. Te la leggo. Infatti. Emergenza in caso di terremoto, alluvione, tromba d'aria, caduta di aeromobili, esplosioni, crolli, attentati, minaccia armata, neve o gelo, incendio di un quadro elettrico, fuga di gas, prevenzione incendi. Ma tu ti rendi conto? E con questo abbiamo bloccato la lanterna che stamattina quando se partono i lavori. Sì. Allora io dico, ma non è colpa di chi ha fatto lo studio. Lo studio ha applicato le leggi. Regole, no? E allora dico, finiamola di fare che all'Ausonia, che è sul mare, terremoto, alluvione, caduta di aeromobili, ma mi fatemi una cortesia, toglietemi tutte queste cazzate. Allora, stamattina ero già sulla bretella stamattina, perché abbiamo trovato 4 pietre di un molo del sale. E adesso noi blocchiamo la città. Devo fare il Ponte Verde e il Ponte Bianco. Tu non hai idea cosa mi hanno fatto per il Ponte Verde e il Ponte Bianco, che adesso al 6, così ti anticipo una notizia, al 6 di settembre parte il progetto, è finito il progetto esecutivo e finalmente mettiamo in gara i lavori, capisci? Anni. Per fare il ponte, sai che ci sarà un ponte fra i Duchi e il nuovo palazzo, quello che era a fianco? Quello a fianco, sì. Un ponte che collegherà tipo Venezia, 2 anni per un ponte.
Ma 20 giorni, cioè io presento il progetto, tu mi dici questo no, questo sì, questo no, questo sì. Finito, 2 anni. 2 anni ci sono voluti. Allora, dopo andremo anche con il nostro Marco Stabile a vedere proprio l'inizio dei lavori al Pedocin, alla lanterna. Così, sì, dopo ti spiego la storia del Pedocin. Commentiamo insieme. Non è l'unico lavoro, insomma, in partenza, ma abbiamo una telefonata e dopo dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Adriana. Buongiorno a lei e al signor Sindaco. Buongiorno Adriana. Buongiorno, no, io telefono perché volevo una richiesta al Sindaco. Abbiamo un terreno in una strada per Longera che poi al 222, che poi si mette in una stradina che va in tutte le case, che arriva fino a San Giovanni, diciamo. E questa stradina è tutta disestata. E l'altro giorno la Croce Rossa non è riuscita neanche a entrare perché è talmente stretta che è anche pericoloso, perché sui bordi è abbastanza, diciamo, c'è come uno strapiombo. Capito. Ecco, volevo sapere, piena di buchi e tutto, volevo sapere se era possibile asfaltarla, metterla un po' a posto. Cioè, allora lei faccia una cortesia. Ma mi mandi un attimo il dove, come, quando, attraverso la mia segreteria 040 675 4400, e se ha dei dati, perché così faccio verificare se la strada è pubblica, se la strada è privata e cosa si può fare. Allora la via dove, e mandi alla mia segreteria e poi io vengo a dare un'occhiata. Va bene, mi può ripetere il numero perché adesso 040 675 4400. 040 675 4400, grazie. Va bene, la grazie ringrazio signora tanto. Adriana, cerchiamo di risolvere. Grazie mille, abbiamo buona un sacco di queste stradine, sì, che però anche quella sotto mia madre che non c'è più, era, perché i cittadini dicono è comunale perché passa la fognatura. Non è così, passa la fognatura perché a suo tempo ci hanno concesso che non avevamo le fognature. Ridevo l'altro giorno perché, sai, io sono il sindaco, no? Giusto da 20 anni qua, allora a casa mia non ho la fognatura a Grignano, non ho il gas, ho il bombolone, e l'altro giorno si è rotto per l'ennesima volta il tubone, che è ancora quello di Maria Teresa d'Austria, e allora dicevo, vedi il sindaco, no? Non ha il gas, non ha l'acqua e non ha la fognatura, perfetto, no? No, qualche volta la gente è abituata che perché uno è sindaco si fa le cose. Purtroppo succede, perché basta leggere i giornali. Da qualche parte succede. Qualche volta succede. E allora l'altro giorno ridevo perché ho la scorta di bottiglie di acqua minerale che mi faccio la doccia. Guarda che c'è il tipo lì. Allora, c'è già Marco Stabile pronto per il collegamento, lo vediamo subito. Allora, prima della pubblicità, poi dobbiamo andare proprio in pubblicità. Allora, buongiorno Marco, a te la linea, dove ti trovi? Credo nella zona proprio che stava citando il sindaco poco fa, tra il Molo Quarto e il Porto Vecchio, insomma, in sostanza. Buongiorno telespettatori, buongiorno anche al sindaco. Effettivamente siamo qui sulla bretella di collegamento fra Piazza Libertà e le rive, la parallela a Corso Cavour, dove sono in atto questi lavori per la nuova conduttura del gas. La strada è chiusa e c'è una deviazione, ma quello che più importa è che sono stati fatti dei ritrovamenti dell'Ottocento, di 2 secoli fa, relativi all'antico molo del Sale. Vieni con me Alessandro, perché? Perché la città ai tempi era costituita da saline, dunque sono stati rinvenuti nel corso di queste operazioni delle antiche pietre che facevano parte del cosiddetto molo del Sale, per cui c'è stato l'intervento della sovrintendenza. Ora è stato richiesto lo spostamento dei manufatti storici da qui a un altro sito e il comune ancora una volta deve incaricarsene. Ovviamente c'è l'aspetto storico, ma c'è anche l'aspetto più volte sottolineato dal sindaco di Piazza di come ad ogni singola situazione del genere si debba fare, diciamo così, un lavoro extra, si debbano fermare i lavori e così via. È ovvio, è importante la storicità dei manufatti, dopodiché su delle pietre relative al molo del Sale chiaramente qualcuno potrebbe anche discutere. Sindaco.
Beh, sapete che io sono un po' critico su queste cose qua perché ho capito, abbiamo trovato 4 pietre che rappresentano le cose. Però allora avrei dovuto, non so, avrebbero dovuto vincolare tutte le pietre di Piazza Unità quando le hanno portate via. Cioè intendo dire, a Roma stanno facendo la metropolitana, no? Ogni 20 metri cosa trovano secondo te sotto Roma? Una casa romana. Allora sto dicendo delle due l'una, o vai a 80 metri e non trovi le case, o altrimenti non le fai. Allora sto dicendo, a ogni piespinto che facciamo, hai visto anche dietro casa Francol, è il periodo romano. Ho capito, ma sono 4 pietre, no? Dico, allora, o mi dici che le porto a Winkelmann al museo e le metto là, ma in fondo sono 4 pietre di un vecchio molo. Io capisco che non so, ma io veramente non trovo. L'altro giorno abbiamo scavato su a San Giusto e abbiamo trovato delle pietre e delle cose. Sai Laura, ho detto c'erano già i tubi dell'acqua e del gas. Ho detto allora qualcuno aveva già scavato prima, no? Sì. E allora ogni tanto mi inalbero e vorrei spaccare tutto perché adesso siamo fermi con questa bretella, poi le decisioni, allora delle due l'una poi, o prendiamo la decisione in tempo reale e prendo le pietre a Porto Winkelmann, ma non tengo una bretella che è la vita, sai, perché quella bretella mi serve da Largo Santos, oltre che la pista ciclabile, eccetera, e andiamo avanti. L'importante è decidere, ma velocemente però, se no faccio asfaltare tutto. Chiarissimo, insomma, la velocità è essenziale. Allora, mentre vediamo ancora le immagini del nostro Alessandro Carelli con Marco Stabile sul posto... Sindaco, mi sa indicare il punto esatto? Tesoro, ci sono delle pietre bianche che delle pietre bianche. Praticamente c'è una fila di pietre bianche, prova ad andare avanti ancora. Sì, infatti penso che sia verso l'ingresso del parcheggio del molo. Esatto. C'è una fila di pietre bianche, che era il famoso molo del sale. Il molo del sale, infatti. Ok, qua vedo uno scavo in effetti più profondo. Ecco, prova a vedere. E tra l'altro che i binari, no? Lì ci sono i binari, li vedi i binari, ecco un po' più avanti dovrebbe esserci questo molo del sale. Ecco, vediamo se lì... Eccolo là, prova a vedere lì. Lì vediamo i tubi che stiamo mettendo. Vedi dall'altra parte. Eccolo qui, credo che sia... No, non da quella parte, ma dall'altra, credo. Sì, ecco. Sì, ho capito. Bene. Ho capito. Aspetta. Alessandro, tieni un attimo. Le vedi in fondo là, le vedi? Sì, stiamo parlando di niente, no? Perché poi sai, io dico, troviamo la statua romana, allora ha una logica. Sindaco! Ehi! Sindaco, mi autorizza lei, no? Vabbè. Ma certo che comunque sei autorizzato. sono queste. Eccole, mamma mia. Sono queste qua, credo, che no? scoperta vedete, straordinaria. 1, 2, 3, 4 e via, no? Non dormirò stanotte, stanotte non dormirò pensando alle pietre del molo che mi tiene. Sono delle pietre bianche che assomigliano, mamma diciamo mia. così, sostanzialmente a dei normali masegni, diciamo così, che costituivano l'antico molo del sale. Che valgono milioni di euro. È proprio quella la zona, insomma, ironizza il sindaco, dice, insomma, questo per poche pietre. Non discuto l'importanza storica, non è che siano bellissimi, Bravo. No, ma intendo dire, vedete cari concittadini, con queste storie noi abbiamo in questo momento 100 miliardi di opere ferme in Italia. Ferme in Italia, 100 miliardi. Pensate quanti posti di lavoro potrebbero venire fuori. E noi invece ci divertiamo ad ogni piespinto, perché poi l'Italia, credo che non c'è nessun paese al mondo che ha tutto questo, perché abbiamo una storia. Quando Roma esisteva, non esisteva Berlino, Vienna o Parigi o Londra, insomma, Roma già esisteva, per cui sappiamo la storia di questo paese, però mi fermerei davanti non mi fermerei davanti a 4 pietre. Dopo però, ripeto, per l'amor di Dio. Si è fatto ma velocemente il tutto. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo ancora anche da Marco Stabile, a fra pochissimo.
Rieccoci in diretta in studio ancora con il sindaco Roberto Di Piazza, che è qui con noi, che sta già rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre mail. Allora, ce n'è già una in arrivo, poi ci collegheremo nuovamente anche con Marco Stabile da un'altra parte della città. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Buongiorno. Vladi, buongiorno Vladi. Mi scuso per la voce roca, ma è la mattina, no? È la mattina. L'allergia stagionale incombe. Buongiorno a lei e al mio stimatissimo sindaco. Dunque, io sono uno che si spende spesso sulle segnalazioni, sì, in difesa della cabinovia, è chiaro? Sì. E ricevo delle contestuali controdeducazioni anche poco educate. Non più tardi di ieri in tre si sono premurati di rispondermi contestando tutto questo mio spendermi, diciamo, a favore della cabinovia. Ho già risposto e probabilmente domani o dopodomani la mia risposta, visto che mi ospitano gentilmente, penso alle segnalazioni, comparirà anche la mia controrisposta. Molti nemici, molto onore, si diceva una volta. Noto molto nervosismo dalle parti di chi tenta di demolire il disegno che è stato ben... Il sindaco applaude, Vladi. No, ecco, quindi io non mollo finché sento discorsi che non stanno in piedi in allora la fauna, la flora e tutte le belle balle che nascondono altri interessi, ma sono inconfessabili di natura immobiliare o di altra natura. Ho già risposto più volte sulle segnalazioni e se qualcuno va indietro a cercare le trova. Grazie, grazie. No, c'è ancora una cosa. Ricordato. Prego, dica pure. C'è ancora una cosa. Faccio presente al mio sindaco che lui ha ricevuto una mia cosa un po' di settimane fa e riguardava Barco la ferita. Mi ha già ringraziato per aver mandato quell'omaggio, ma in verità lì dentro c'è nascosta ancora una cosa molto molto simpatica che prima o poi, se ci sarà l'occasione, magari verrò a scroccare un caffè, perché si nasconde ben altro in quella cosa che lei ha ricevuto e della quale mi ha ringraziato. Si nasconde tutto uno stile, un amore per l'Italia, per la lingua italiana, che però non si lascia denudare subito, come un amante un po' ritrosa che si scopre. Se avremo modo di incontrarci, io spiegherò. Signor Sindaco, ti faccio chiamare che vieni, che ti offro il caffè, così mi spieghi, va bene? E intanto un abbraccio e grazie per le tue meravigliose parole, grazie. Grazie Vladi, buona giornata. Sono dovute. No, vedi, lui ha detto una cosa bellissima adesso, no? Le motivazioni, perché allora io credo su un progetto che sto portando avanti, perché ieri quando avevo qua tutti questi, ieri sera avevamo tutto il management della MSC, impazziti per la città. Oltretutto sapete che hanno firmato, c'era anche l'Alessia Rosolin, c'erano tutti insomma ad accogliere questi della MSC, che poi uno degli amministratori austriaco. Ieri mattina avevo 15 sindaci austriaci impazziti per la città. Allora sto dicendo, quando mi muovo dalla terrazza o ieri che eravamo verso Barcola, li facevo vedere Punta Salvore, Croazia, Pirano, sai che c'è il Duomo di San Giorgio che lo vedi da Barcola, naturalmente tutta l'Italia, da Trieste e dall'altra parte le montagne dell'Austria. Allora sto dicendo, proviamo a immaginare quando oltre all'aiuto che darà il traffico, alla penetrazione da nord, io ero con la sedia ferma così una mezz'ora all'incrocio di via commerciale, hai presente verso la strada di Opicina e ti rendi conto la mattina cosa c'è. Certo. Ma oltre a questo, ma pensate che porteremo la gente sul Carso, che poi la porterò fino a Montegrisa, che poi da Montegrisa hai questo spettacolo unico, a metà strada ti girerai e vedrai questo spettacolo unico meraviglioso che si chiama Trieste. Vi do una notizia perché queste sono le cose belle, è venuta l'ambasciatrice in Italia del Principato di Monaco,
una donna bellissima, molto colta, eccetera, mi ha detto, quando gli ho spiegato il progetto del Portovecchio, mi ha detto: tu stai facendo Monte Carlo 2. Beh, sono quelle soddisfazioni della vita di un sindaco, quando una che rappresenta il Principato di Monaco che ti dice questo, insomma, sono quelle cose belle. Difatti quel Portovecchio, in questi giorni avete visto, lunedì la firma della Varsila e della MSC, la presentazione del Portovecchio, tutte le altre cose che stanno andando avanti, è una soddisfazione, eccetera. Ieri ti ho detto, ero su al Mirador di Consuegra, ha messo una scala che pesa 81 tonnellate. Attenti cittadini, quello che ho detto. Ha messo una scala che porta al Mirador da 81 tonnellate con 85 gradini, tutta rotonda così, un posto meraviglioso. Quello che stiamo facendo in giro per la città darà dei risultati incredibili. Parlo naturalmente anche sotto il punto di vista turistico, perché Laura ci sarà sopra sto ristorante, tutto in vetro, no? E a 360 gradi vedi sta città, è da impazzire, insomma, no? Non so, forse perché io sono un po' innamorato di questa città e perché sto facendo il sindaco da tanti anni, però è veramente nessuno perché se tu vai a Genova è tutto un incrocio di moli, eccetera, mentre a vedere stamattina che mi arrivava questa, io da casa mia, sai, vedo che arriva questa nave, la MSC è arrivata stamattina, che è enorme, e quando mi alzo e vedo sta nave che arriva è una cosa fantastica. Meravigliosa. E tutte queste cose le riassume un pochino nella sua mail il signor Claudio Visintin, che è un nostro caro amico. Buongiorno scrive, Claudio, lo buongiorno. salutiamo. Allora, buona giornata Laura, caro sindaco, che da bravo comunicatore si sentiva il bisogno di averlo 2 ore a Sveglia Trieste per dialogare in diretta senza filtri con i suoi concittadini. Sono Claudio Visintin, mi piace sottolineare la Varsila salva tutti i posti di lavoro, poi 600 milioni per Portovivo, il brulicare a Trieste di turisti che fa bene all'economia. Ero con mia moglie, mi sono fermato a guardare una vetrina, lei è andata un po' avanti, ho fatto fatica a individuarla tra la massa dice, di turisti. No? In chiusura una cortese richiesta al sindaco, lo stanziamento del terzo lotto per finire la riqualificazione del Campanelle Calcio, e chi dice che a caldo, io rispondo date 100 giorni a Di Piazza, lui vi porterà il fresco, così dice sì, allora abbiamo rifatto il campo del Campanelle, adesso perché adesso ci sono le strutture mobili dei container e bisogna fare qualcosa lì. D'altra parte stiamo spendendo talmente tanti soldi e che siamo pieni di soldi per fortuna, con un bilancio straordinario, grazie anche a Everest Bertoli. Ecco, per esempio, Everest, un ragazzo straordinario con cui ho un rapporto privilegiato, eravamo anche venerdì e sabato sera al Redentore a Venezia, è un ragazzo veramente molto in gamba e ha portato insieme con i miei uffici dei risultati veramente eccellenti. Adesso vedremo di chiudere anche questa storia del Campanelle, che anche là per i permessi non avrei qualcosa da ridire, facciamo finta di niente, perché bisogna interpellare l'ANAS, bisogna interpellare questo, bisogna interpellare quest'altro, il demanio, eccetera, eccetera. Mi ricordo, cari concittadini, quando non ero sindaco, di fronte alla caserma a Prosecco dei militari, presente Piemonte Cavalleria, c'era un vecchio cinema fatto dagli americani ancora quando erano qua, e io là volevo fare un supermercato, ripeto, non ero sindaco, e mi dissero di no. Ero sulla scorsa settimana, è crollato il tetto del cinema, era un vecchio cinema, allora dico, non era meglio darmi a suo tempo la possibilità di comprare questo immobile, avrei fatto supermercato, posti di lavoro e investimenti. Adesso è crollato il tetto, non vale più niente, bravi. Bravissimi. Allora, ci sono tantissime mail che arrivano. Dunque, Enrico dice buongiorno, 10, 100, 1000 giorni con Roberto Di Piazza, altro che dimissioni, ma nel resto anche Trieste ha le sue barzellette, grazie Maimolar, dice. Accoglienza, ci chiede invece Stefano, come mai ci sono ancora tanti immigrati in Piazza della Libertà? Continua insomma il fenomeno. Ce ne sono ancora perché... E stiamo attrezzando Prosecco e dopo li sporteremo là. D'altra parte, sai, cari concittadini, io ho girato molto il mondo e anche il mio paese. Se andate a Bologna, sapete che Bologna è piena di archi, ci sono centinaia di giorno di migranti che vivono col cane e col materasso sotto gli archi. Non vi racconto di Milano, non vi racconto di Torino, non vi racconto di Firenze, non vi racconto di Padova. Per cui le migrazioni
con quello che sta succedendo dappertutto, avete visto. Abbiamo sbagliato in maniera assoluta l'accoglienza diffusa. Ma che accoglienza diffusa? Dovevamo prendere, lo dico da 20 anni naturalmente, delle caserme, accoglierli, dargli da mangiare, dargli assistenza sanitaria e avremmo risolto il problema. Invece non si vuole fare questo, una parte politica vuole l'accoglienza diffusa, che è stato un fallimento globale, basta vedere. Però piano piano, dai centinaia che abbiamo, anche perché abbiamo un prefetto veramente con gli attributi, nel senso che ogni giorno telefoniamo al ministro e ogni giorno riesce a portare via un po' di gente. Ce ne sono ancora un pochi, anche grazie all'associazione che la sera arrivano anche da altre parti perché li portano di tutto e di più. Insomma, d'altra parte io non contesto, ognuno fa quello, loro si sentono in dovere di fare questa cosa, ci sono delle persone che fanno anche questo. E dopo naturalmente c'è il solito problema, che è questo del business, lo Stato gli dà un sacco di soldi a testa. L'altro giorno c'era un articolo su Rai 3, casa Malala in condizioni da paura, sporca, eccetera. E là c'erano tutti questi extracomunitari seduti. Ma perché non gli dai un secchio, una scopa e gli dici pulisci? Cioè, se tu mi dici è sporco qua, mettiamoci a pulire allora, no? I bagni erano in condizioni da paura. Fateli lavorare. Cos'è con sto telefonino, che poi paghiamo noi, tutto il giorno con sto telefonino in mano? Digli, sei a casa Malala, dove sei ospite, pulire prego, e velocizzarsi anche. Allora, sentiamo purtroppo non abbiamo gli attributi per fare questo. Allora, un'altra telefonata in arrivo, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno dottoressa Bucarella, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, il sindaco di Piazza Sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Il sindaco non sa su quante cose io concordo con lui, anche perché è un'estrazione commerciale. Ero nella Spar quando lui non era neanche a Trieste ancora. Allora, gli consiglio di leggere un articolo di Francesco Iori sulla burocrazia, pubblicato 2 anni fa sul Piccolo. Sembra aprile, maggio, le leggo solo il titolo. Il virus della burocrazia tentacolare asfissia imprese e cittadini da 1 secolo e mezzo ed è resistente a qualsiasi vaccino. Lega di Piazza, lega quell'articolo e capirà cos'è l'Italia. Voi confondete la penisola italiana con l'amministrazione politica. Confondete. Purtroppo mi dispiace. È questo che lotto per il territorio libero, anche perché il territorio libero è legge della Repubblica Italiana, ha capito perché? A me mi hanno portato in tribunale nell'86 per 32.000 lire versate in ritardo. A gennaio l'Unione Commercianti mi ha detto guarda che cambiavano in continuazione le trattenute per i dipendenti, ci sono da pagare 32.000 lire. Io ho detto paga 32.000 lire come io te le dago. Dopo un po' mi arriva la lettera dal tribunale, 3 mattine perse. Io rispetto tutti e voglio essere rispettato. 3 mattine perse, mi fanno venire alle 9, una mattina sono andato dentro a mezzogiorno, l'associazione commercianti mi ha dato anche l'avvocato. Un giorno a mezzogiorno, un giorno alla mezza e un altro giorno all'1, pausa pranzo, ritornare alle 3. Io sono un cittadino. Neanche sudditi in Inghilterra, per questo lotto per il territorio libero. E se poi vogliamo vedere le leggi di Piazza, guardiamo la legge, la 190 ripresa, la 190 del 2014, quella sulla demanializzazione. È ripresa nel 2017 con la 205. In Portofranco Nord si fanno industrie di ultima generazione. È un punto franco invidiato da tutti. Monte Carlo allora, il confronto Fulvio all'economia ripete spesso insomma questa sua convinzione. Vogliamo fare una sintesi per rispondere a questo. Io ho detto che non è chi che governa che è un problema in questo momento, è lo Stato, cari concittadini, che non funziona, uno Stato che costa 1.000 miliardi. Allora sto dicendo, per Stato intendo dire, se abbiamo 8.000 comuni in Italia, e torno a ripetere, non voglio fare come in Belgio che hanno fatto Laura
Certo. minimo 15.000 abitanti, ma almeno 5.000 abitanti, perché noi non possiamo continuare a spendere soldi che non abbiamo, 3.000 miliardi di debiti abbiamo. Allora sto dicendo, è arrivato il momento di tagliare anche la burocrazia, perché la burocrazia, quando mi metti qualcuno a controllarmi, Laura, costa. Allora sto dicendo, siccome siamo un paese straordinario, un paese meraviglioso, che abbiamo, quando parlavo con Berlusconi, mi ricordo che mi parlava del ponte, io gli davo ragione, perché abbiamo la Sicilia che è in mezzo al Mediterraneo, potrebbe essere un hub stupendo, ma deve essere collegata. Certo. Se noi facciamo partire il sud, calcolando che il nord Italia è uno dei paesi, una delle zone più potenti del mondo, perché l'Italia del nord è un paese che produce, che fa tanto, abbiamo il sud, aiutiamo il sud. Come aiutiamo il sud? Facendolo diventare qualcosa di importante. Il ponte sullo stretto, che creerebbe per esempio alla Sicilia un hub sia turistico che naturalmente commerciale, pensa alle navi che potrebbero sbarcare di tutto e di più. Allora sto dicendo, facciamo questo. Allora adesso sento ancora territorio libero, per l'amor di Dio, io rispetto tutti, ma sto dicendo, cari ragazzi, siamo in Europa ormai, un'Europa che andrebbe comunque modificata, perché quello che sento dell'Europa, io per esempio delle macchine elettriche non ci credo assolutamente, cioè sì, ci credo se tu mi dici compro la macchina elettrica per andare in giro in città, Certo. ti do ragione al 100%, Ce l'ha anche, no? ma io non mi metto in viaggio per fare 1000 chilometri come sono abituato a fare con una macchina elettrica, ma stiamo scherzando? Allora sto dicendo che entro il 35 avremo tutto elettrico, tutte queste leggi. Mia madre che mi ha lasciato da qualche mese, che aveva 96 anni, era politicamente esposta perché aveva il figlio sindaco, ma non staremo mica scherzando, e questa è una legge europea. Allora sto dicendo, invece che fare queste cazzate, fate delle cose importanti, lasciateci lavorare, e diciamo ai giovani che l'unico sistema per fare i soldi è quello di alzarsi la mattina presto, andare a casa la sera tardi e lavorare. Non sento questa cosa. Quando sento quello là della CGIL, Landini, mi viene il mal di pancia, nel senso che porteremo la settimana a 32 ore, ma che a 32 ore? Io 32 ore le faccio in 2 giorni e mezzo, ma cosa stiamo scherzando? Cioè, capisci? Diamo un messaggio sbagliato ai ragazzi, invece dobbiamo dire, ragazzi, c'è un unico sistema per star bene, per voi e per il paese: lavorare e osare, altra cosa che purtroppo i ragazzi adesso non fanno. Dopo ricordami che ti racconto una battuta, ascoltiamo prima Marco. Allora, vedo pronto appunto Marco Stabile che si trova credo al bagno del CRAI. Allora, a te la linea nuovamente, ti vedo anche in compagnia di alcuni ospiti che conosciamo bene, ormai abbiamo imparato a conoscere. Allora, nuovamente buongiorno. Buongiorno e bentrovati, è il 1° agosto e siamo a mezz'ora scarsa dalla riapertura dello stabilimento balneare del CRAI con il presidente De Ferri, che avete imparato a conoscere se non lo conoscevate già in questi mesi complicati. Presidente, mi diceva non credo ai miracoli, ma adesso inizio a crederci. Finalmente apriamo. Dicevo che io sono laico, non credo ai miracoli, ma da d'ora in poi comincerò a credere, perché come abbiamo fatto tutto questo lavoro, non lo so, qualcuno ci ha aiutato. Mi sento in ogni caso di ringraziamenti. Il ringraziamento primo è verso le autorità portuali che ha appaltato i lavori, poi la ditta Rosso, una meravigliosa ditta, non voglio fare pubblicità ma è dovuto, poi la PTS, e per ultimo la ditta BBC, quella la nostra ditta, che fa tutti i lavori di montaggio e rimontaggio. In questo periodo di tempo 3 ditte contemporaneamente hanno lavorato, non si sono urtate e hanno finito i lavori. Questa è una meraviglia. Io pensavo domenica di svegliarmi da un incubo, finalmente abbiamo il nostro stabilimento. Presidente, che è anche un po' commosso, andiamo a vedere la banchina, che era una delle zone più danneggiate, poi vediamo. Sì, vado con il direttore Arena. Prego, ci porti diciamo così nella parte a mare, che era quella più chiaramente colpita, malorata, in alcune parti distrutta dalle mani, e come vedete mi viene da dire è un biliardo, direttore. Beh, adesso abbiamo fatto tutta la pavimentazione nuova
abbiamo rimesso di nuovo le scale a mare, fatto tutto i parapetti per il pericolo. E dopo andiamo dall'altra parte, sì, magari. Facciamo vedere, prego Alessandro, puoi riprendere direttamente la situazione. Come vedete tutto rinnovato, tra l'altro in tempi che, considerando la burocrazia, i problemi, il fatto che era coinvolta chiaramente l'autorità portuale che è titolare del Sedime, si è fatto un lavoro veramente importante in poco tempo, tutto sommato. Sì, abbiamo iniziato a fare i lavori fine maggio, i primi giugno, eccoli, insomma. Ecco, qua se non sbaglio era tutto distrutto, giusto? No, qua tutto. Questa qua è la parte nuova e questa qua. Questa è la parte vecchia ancora, vogliamo dire, però non ha subito nessun danno. Ecco, insomma. I danni superiori li abbiamo subiti al campo giochi, dove che adesso tutta la pavimentazione nuova e la recinzione nuova, perché se vedi magari anche al mare, i sassi di contenimento sono entrati. Ecco, quegli scogli tra virgolette che vedete in acqua in realtà sono parte della murata, diciamo così, dello stabilimento che è stato distrutto da parte delle mareggiate del novembre scorso. Quindi finalmente al Kral si può tornare al mare, chiaramente per i soci. Il ferroviario avevamo già documentato che ha riaperto anch'esso. Andiamo a vedere com'era la situazione, perché per non dimenticare quello che è successo con le mareggiate è stato fatto un tabellone con le foto della situazione del Kral, no, a novembre, e quindi c'è la possibilità di fare un raffronto tra quello che è stato fatto e la situazione dopo appunto le giornate di mareggiata, che nessuno dimenticherà. Tra l'altro Tele4 era proprio qui e allo stabilimento ferroviario sul posto il giorno dopo in gommone, e veramente stavamo, venga di qua Presidente, commentando delle scene ed eravamo quasi allibiti da quello che vedevamo. Poi diciamo che qua avete anche, diciamo così, degli inquilini non graditi. No, esattamente, ma la parte superiore le adoperavano come le cabine sue, insomma, si dormivano, hanno portato tutte le brandine via e le hanno messe su per fare i lettini e tutto quanto, insomma. Però anche l'infermeria hanno tutto distrutto, l'abbiamo fatta a nuovo. Ecco, e guardate come siamo adesso, un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato. Vedete quella che era la situazione post mareggiate, intere porzioni, no, di murata portate via, i sassi portati su dalle onde, i parapetti distrutti. E questa è la parte sotto, dove che abbiamo mostrato prima, che è addirittura una piscina. Era diventata una piscina. Una piscina, esattamente, sì. Il pattino, che solitamente lo teniamo qui sotto legato, il giorno della mareggiata era così. Insomma, un gran lavoro che vi permette, anche se è il 1° agosto, di riaprire, e so che c'è anche grande commozione. Laura, io ti rilascio la linea. Perfetto. Tra un quarto d'ora arrivano i soci, arriva insomma la gente, vi faremo vedere in diretta diciamo, il riavvio dello stabilimento. Grazie Marco Stabile. Allora, Sindaco, ho visto insomma dopo le mareggiate di novembre. Abbiamo fatto tutti i sopralluoghi, la situazione era veramente drammatica, sia per quanto riguarda il ferroviario sia per quanto riguardava il Kral. Era veramente in condizioni da paura, come tutta la costa. Vorrei richiamare Marco che quei pezzi che ha visto non sono pezzi di quello che è crollato, ma a suo tempo, quando ti parlo prima che arrivassi io, prima del 2001, avevano messo un molo che era stato segato, hanno buttato là i pezzi, che dopo io penso che invece quando metteremo a posto tutto adesso li metterò a mare, perché serve mettere a mare per i pesci, creare delle cose, per cui non erano pezzi del bagno, ma bensì di questo molo che era stato appoggiato là a pezzi, che era stato segato. Ma a parte questo lavoro eccezionale, questa è la città, no? Se ci mettiamo tutti assieme, qual è la bellezza adesso, cari concittadini? Che una volta c'era sempre uno contro, adesso abbiamo solo Russo contro, insomma, nel senso che ogni tanto lo vedo che ti faccio ridere, perché a 70 anni, l'altro giorno trovo una signora che ha detto una parola che non ho mai usato in vita mia. Allora mi ferma davanti a Hilton, una bellissima signora, molto elegante, e mi dice:
l'intervista che hai rilasciato l'altro giorno contro Russo, ti ricordi quello che ho detto che è un perdente, sì. eccetera, era orgasmica. Siccome la parola orgasmica io non l'ho mai sentita, non l'ho mai usata nella mia vita, mi sono messo a ridere, le do un bacio. E sai quelle cose belle quando io cammino per città, Laura, per arrivare da Piazza della Borsa all'ingresso del comune ci metto 10 minuti, perché tutti ti fermano, perché tutti hanno qualcosa di positivo e anche di negativo naturalmente. I buchi sulle strade, domani passa un bilancio con 6 milioni, ho messo 6 milioni, cari concittadini, che andremo a asfaltare tutte le strade importanti della città e naturalmente faremo questo. Comunque l'altro giorno quella signora mi ha lasciato a bocca aperta dicendo questa cosa. Adesso è il momento importante, perché ho fatto una proposta anche alle sinistre di collaborare, perché sul Porto Vecchio, se abbiamo 600 milioni, questa gara da 600 milioni, la regione con il grande presidente Fedriga che ha preso i 4 magazzini, pensate voi, prendono i 4 magazzini, naturalmente dopo, pensate, andranno a liberare le 2 sedi di Corso Cavour della regione, andranno a liberare tutta via San Francesco, andranno a liberare tutta via Giulia, è presente, tutti diventeranno opportunità abitative, che sarà qualcosa di straordinario, e naturalmente questo cambierà molto della città. E poi ieri questi austriaci, quando li ho fatto vedere, sai, la foto di come verrà, perché adesso stiamo facendo con cittadini i 2 vialoni, no? Adesso già stamattina c'erano centinaia di persone che vanno a correre lungo la bretella attuale. Adesso che faremo i 2 vialoni sarà qualcosa di straordinario, perché i triestini si riapproprieranno di un'area importante, tanto per dire, tipo i bagni, che li abbiamo fatto anche il parcheggio davanti, che è una cosa molto importante. Per una volta vi ricordate che si fermavano sulla strada, adesso hanno anche il parcheggio. Allora, dobbiamo probabilmente andare in pubblicità, forse Marco Stabile voleva farci vedere i primi bagnanti, insomma, già presenti al bagno del Kral. Allora, a te la linea brevissimamente, perché dobbiamo andare in pubblicità. Sì, allora, è il 1° agosto, il bagno, è il 1° agosto e lo stabilimento balneare del Kral ufficialmente riapre. Presidente, a lei l'onore. E con soddisfazione e con commozione, come diceva lei prima. Adesso apriamo, abbiamo già... Dia l'ordine, dia l'ordine. Aprite per piacere. Eccoli qua, eccoli qua. Ritornano i bagnanti allo stabilimento balneare del Kral, un nutrito gruppo di signore soprattutto. Eccole qua. Signora, lei la prima, quanto le mancava? Tanto. Pronta? Benissimo. Abbiamo le altre. Signora, pronta con la tessera? Eccola qua, pronta. Buongiorno a tutti. Buongiorno signora. Marina Mudugno. Grazie. Benissimo, ottimo direi. Meglio di così non può essere. Grazie mille. Signora, è contenta di essere entrata al Kral? Sì, ma molto, grazie. Buona giornata Bene. a tutti. Contentissime siamo. Grazie. Bene, allora facciamole passare, sentiamo anche signore. Quanto le mancava? Quanto le mancava? Poco. No, sono qua. In coda proprio dall'inizio, no? Dall'inizio. Benissimo. Signora, pronta? Borsa frigo, tutto pronto? Prontissima. Benissimo. Buon inizio. Bene, allora la storia dello stabilimento balneare del Kral finalmente può continuare. A te Laura. Grazie, noi dobbiamo andare velocissimamente in pubblicità, siamo in grande ritardo, a fra pochissimo. Dobbiamo tirare un po' a campana. Bentornati, siamo ancora in diretta in compagnia del sindaco Roberto Di Piazza. Allora, sindaco, ci sono tantissime mail, so che c'è anche una telefonata, allora volevo leggerle qualche mail. Ci scrive Maria Stella, complimenti al sindaco, e chiede: la stradina dietro i bagni a Grignano quando verrà sistemata? Possiamo rispondere? Allora, non dovrei dirlo, ma lo dico lo stesso. Allora, Grignano sapete che è una zona regionale, no? Allora,
a questo punto a settembre partiranno i lavori che comprenderanno l'ascensore e tutta la zona di Grignano. Non dico altro perché ci sarà la regione che presenterà il tutto. Allora, una telefonata la sentiamo, poi ci sono altre mail tra complimenti e dubbi su Portovecchio, le vediamo fra poco. Pronto, buongiorno. Buongiorno, un buon 1° agosto, un saluto al sindaco. Anche a lei. Grazie. Volevo fare una proposta, un'idea a costo zero, nel senso, al di là della battuta. Ero a Padova, città che frequento abbastanza spesso, e proprio ho avuto modo di notare vicino a Prato della Valle che c'è un giardino e sono rimasto sorpreso perché questo giardino è stato dedicato alla professoressa Margherita Hack e dietro il giardino un murales che la ritrae. Io da buon roianese mi sono chiesto, ma se Padova ha dedicato un giardino e visto che a Roiano sta sorgendo un bel giardino con tutta una serie di costruzioni molto utili, perché non dedicare a Margherita Hack, roianese d'adozione, famosa e ha portato lustro alla città, non dedicare proprio al nostro giardino di Roiano al nome e al ricordo di Margherita Hack? Ecco, allora volevo chiedere al nostro sindaco cosa ne pensasse di questa cosa, se mai è possibile. Grazie della segnalazione. Non è male come idea. Non è male come idea, dice il sindaco. Ricordo ai cittadini che il sottoscritto ha messo la statua di Saba, la statua di Joyce, che è addirittura consumata sulle rive dalle foto che fanno, la statua di Svevo, la statua dell'inventore dell'elica sulle rive, che adesso non mi viene il nome perché alla mattina sono emozionato, e quella sulle rive, per cui faremo qualcosa anche per la Margherita. Potrebbe essere un'idea anche, adesso studierò con gli uffici, questa di Roiano, anche perché adesso a Roiano sono ripartiti finalmente a 7 mesi per il collaudo. Prego? Ecco. Ma come 7 mesi per il collaudo? Allora ero in ufficio, che mi butto giù del 5° piano, no? Una roba in che 7 mesi per il collaudo. Ma com'è pensabile? Io arrivo qua, vedo, dico mi cambi questo, finito, no? 7 mesi per il collaudo. Roba che... Comunque non è male come idea, perché la Margherita era una grande, quando ci si incontrava avevamo sempre quel dialogo bellissimo, poi questa con quell'accento fiorentino era straordinaria. Grazie della telefonata e dell'idea. Buongiorno signor Sindaco, l'ho sempre votato e sono molto contenta del suo operato, scrive Barbara. Volevo solo segnalare che ieri l'autobus 20 alle 6 del mattino era pieno di migranti con in mano il cellulare, non capisco perché l'autista li ha fatti salire, poi per paradosso su un altro bus sono arrivati 3 controllori e hanno dato la multa a una signora con le lacrime agli occhi che si era dimenticata il portafoglio con l'abbonamento a casa, sempre 2 pesi, 2 misure, insomma protesta per questo episodio la signora Barbara. Era quello che ti dicevo di Malala l'altro giorno, noi siamo talmente, non so, tolleranti, no? Allora sto dicendo, uno arriva ospite in un paese, deve adeguarsi alle leggi del paese. Quando io sono stato in Marocco, che sono entrato nella loro chiesa, di come si chiama, eccetera, ho visto che tutti si sono tolti le scarpe, me le sono tolto anch'io. Perché loro arrivano qua, sono ospiti, certo. Spendiamo una barca di soldi per loro, dovrebbero adeguarsi e rispettare le leggi. Anche oggi hai letto tunisini, marocchini si sono picchiati, poi è gente che non ha la nostra cultura, il nostro modo di essere, vetri, bicchieri che si spaccano, che si picchiano. Dico, e ho già detto, basta. No? Ha fatto anche hai visto che ho fatto quell'ordinanza e adesso vado duro. Dove ci saranno problemi chiuderò i bar, semplicemente 2 mesi chiuso, vediamo se si stancano prima loro, cioè i baristi, di dare da bere fino alle 6 del mattino o se mi stanco prima io. Sono convinto che si stancheranno prima loro, però ripeto, parlo anche sempre col prefetto e con il questore, che stiamo collaborando veramente molto bene. Dobbiamo eliminare ancora il problema di Piazza Libertà, adesso chiudiamo la storia di Prosecco e dopo devono essere portati via, perché la città di Trieste non ha gli spazi, no? Diverso in altre parti, sai, Friuli, certo, il grande Friuli a 160 caserme vuote, prendiamo 2 caserme, dico, ma non perché a Trieste non li vogliamo,
ma perché non ho gli spazi, capisci? Cioè in Friuli prendi 4 campi di grano e fai quello che vuoi. Qua a Trieste non ho gli spazi per fare qualsiasi cosa, insomma, no? Allora, buongiorno Sindaco, davanti al Conad di Roiano fino a via Giusti il marciapiede è tutta una buca, si può metterlo a posto? Sì, chiede la signora Donatella. Adesso lì faremo tutto attorno, anche tutte le asfaltature, hanno messo delle tubazioni, sai dove è il Conad? Dove c'è il nuovo asilo di fronte, allora abbiamo la PAM sotto, la Coop in piazza e adesso in quest'altra piazza la Conad e allora faremo e metteremo a posto anche quei marciapiedi e naturalmente i parcheggi. Perché non l'ho fatto adesso per i parcheggi? Perché dovremmo aprire a settimane i 100 posti auto. 100 allora se arrivo a Roiano adesso mi dicono Sindaco non abbiamo dove mettere la macchina. Dopo, quando abbiamo i 100 posti auto, allora puoi anche mettere delle regole, no? Capisci? Adesso davanti a un bar là sono perennemente in seconda fila, dopo gli dici, senti vai dentro nel parcheggio, spendi 50 centesimi, però, però ripeto, 7 mesi per il collaudo, beh, obiettivamente. Ho cominciato, cari concittadini, perché la vita è incredibile, nel 2003 a lavorare per Roiano, lo inauguriamo nel 24. Quando qualcuno parlava prima, quel signore che parlava della burocrazia, sì. Questa è la burocrazia del paese, no? Mi capite? Adesso avevamo la mareggiata di Barcola, visto che abbiamo visto l'inaugurazione. Dovevano fare il sindaco commissario, mi permetto cari concittadini che dopo 23 anni da sindaco e ho gestito 25 miliardi di euro, non ho mai avuto una condanna, non ho mai avuto una denuncia, cioè insomma credo di saper fare bene le cose con i soldi pubblici. Fatemi commissario, siamo al bivio di Miramare, sì. Finalmente ieri sono andato là, perché una volta mi divertivo Laura, andare in giro nei cantieri, adesso purtroppo sono tutto il giorno in ufficio perché ricevi, è per il Portovecchio, è gli austriaci, è questo, è la MSC, insomma di tutto e di più. D'altra parte sono nate, pensa anche con British American Tobacco, sono nate tutte da incontri, hai un'area, li porto a vedere l'area e British American Tobacco è una realtà, insomma. No? Allora sto dicendo, ieri vado al bivio, credo che mi sono confrontato con la sovrintendenza, con il demanio dello Stato, ma fatemi commissario per riempire un buco, perché poi alla fine c'era da fare un pezzo di muro e un buco, roba da 2 settimane, infatti Rosso, adesso credo che questi giorni qua aprono, sono passati 6-7 mesi, basta, non ne posso più, difatti ho detto quello delle pietre là, o mi togliete queste pietre o mi date la possibilità o se no veramente asfalto e via, e dopo vediamo cosa succede. Copriamo tutto e andiamo avanti con i lavori, insomma questo è il discorso. Allora, su Portovecchio proprio Carlo ci scrive, io sono molto preoccupato da quello che leggo sui giornali su Portovecchio, non capisco il grande entusiasmo del sindaco, un'area così pregiata che si vuole dare a un privato senza nessun reale bando, dice, e mettendo la regione, alcuni musei e residenze, mi sembra una grande occasione sprecata per la nostra città, mi dispiace che si pensi così in piccolo per Trieste, dice Carlo. Non voglio offendere Carlo, ma forse non sa leggere bene. Allora, cari concittadini, quando è stato sdepenalizzato la prima cosa che abbiamo fatto è il piano regolatore, perché senza piano regolatore non puoi fare niente. Abbiamo messo tutto, compreso un 10% di residenziale, Laura, meno che i centri commerciali, perché avevo paura che mi arrivavano 3 catene di centri commerciali, si prendevano tutta l'area, perché poi i centri commerciali hanno soldi, allora tutto meno che centri commerciali. Cosa abbiamo messo dentro? L'OGS dentro, l'università, i 4 magazzini della regione che sposterà, come ho detto prima, 1000 dipendenti, ci saranno alberghi, e abbiamo il 26, sapete che stiamo mettendo dentro tutti i musei della città, compreso il Museo del Mare che stanno lavorando per 16 milioni, abbiamo fatto il centro congressi che è qualcosa di straordinario, adesso a ottobre ti comunico che avremo un'altra grande manifestazione perché ormai tutti si sono, hai capito, tutti si sono accorti di questa bellissima città
delle potenzialità, no? e arrivano e ci sarà una manifestazione che non ti do il titolo perché non sono ancora autorizzato, ma arriveranno migliaia di persone con politici importanti senza fare nomi. Allora sto dicendo a questo concittadino, a quel punto abbiamo aperto a un project. Cos'è un project? Questi presentano questo, ma caro concittadino, nella pubblica amministrazione si va per gare. Questi presenteranno questa offerta di fare 600 milioni di opera, ma dopo può vincere il sindaco, la Laura, Tele 4, Tele 5, Rai 3, cioè intendo dire chi parteciperà nella pubblica amministrazione, bisogna fare tutto per gare, non è che si può dire faccia cosa. Certo. Allora il fatto che lei non ha capito, capisce, cioè è sbagliato, quello che abbiamo pensato è qualcosa di straordinario. Dopo, ripeto, chi vincerà la gara avrà la possibilità di fare qualcosa di straordinario, perché 65 ettari, cari concittadini, al centro della città, io ero a Puerto Madero in Argentina, ero a Barcellona, ero a Hamburgo, nessuno al mondo, pensavo che in Europa, infatti in Europa non c'era nessuno, ma nessuno al mondo ha 65 ettari al centro della città. È un'opportunità storica che cambierà questa città completamente, più di quella che con una punta d'orgoglio sono riuscito a cambiare quest'anno. Pensate alla piscina Bianchi, pensate alle rive, pensate Salone degli Incanti, Italy, le piazze, le rive, i 50 milioni sulle scuole, la grande viabilità triestina, 240 milioni di euro. Allora abbiamo già cambiato molto, le navi da crociera che portano migliaia di turisti. Ditemi quando avete visto una città così piena di turisti, e i turisti vuol dire lavoro. Quando io dico 750.000 turisti lo scorso anno, Laura, prendono un caffè, è già economia, perché sono 750.000 caffè, ma non è che prendono un caffè. Certo. Gli alberghi sold out, non c'è un posto. Sono stato richiamato dalle assicurazioni generali che mi hanno detto, sindaco, non troviamo un posto in città quando dobbiamo fare i congressi, una cosa bellissima. Generali, a proposito, sì. Allora mi scrivono le generali 2 mesi fa, siamo pronti per l'acquisto delle Carciotti. Ecco. Al che è venuta fuori la storia, la regione mi manda una lettera, pensa Laura, del 2004, che volevano costruire un ascensore, avevano fatto un buco, sai, per fare la tromba, la tromba dell'ascensore, e avevano trovato un inquinamento. Ecco, e torniamo alla burocrazia. A quel punto dico, vabbè, tu vieni a casa mia, che vuoi comprare casa mia, io ti dico che sul tetto abbiamo l'amianto, quando te l'ho detto tu dici non la compro più, ma altrimenti mi dici la compro lo stesso, quando ti ho avvisato siamo a posto. Non è così. E stiamo accelerando questo iter per arrivare alla chiusura, perché sapete che le generali sono nate lì. Dove volete che troviamo uno che investe 70 milioni? Solo le generali possiamo trovare. Pensate cosa verrà fuori di questo palazzo meraviglioso. E ripeto, di nuovo la burocrazia. Hanno trovato, ma che inquinamento, lì c'erano le risaie, ci sarà qualcosa, ma non siamo, non sono pozzi di petrolio sotto, c'erano le risaie. E però di nuovo blocco, e di nuovo il sottoscritto che diventa matto, Coria Roma, eccetera, eccetera. Adesso per fortuna quel grande presidente che ho, che si chiama Massimiliano Fedriga, ha preso in mano la situazione, con i suoi probabilmente, e finalmente chiuderemo, e a quel punto vendiamo alle generali. Quindi si va verso una chiusura, insomma, positiva della vicenda. Positiva. Carciotti. Il Silo, tanto per darti una cosa, hanno già firmato tutti, manca solo la firma del notaio, per cui anche lì, solo sai, adesso siamo in agosto, magari le situazioni sono un po' più complicate perché sapete che l'Italia si ferma, però il Silo sia anche una grande opportunità, perché adesso davanti hanno 65 ettari di Porto Vivo, certo, o Porto Vecchio, chiamano come vuoi, per cui una grande opportunità anche questa. Cosa vi devo dire, cari concittadini? Sto diventando matto, se ce la faccio portiamo a casa un risultato straordinario. Al cittadino che rispondeva volevo dirgli, tutto nella pubblica amministrazione si fa con gara, questo è questo che tutela voi e tutela il sottoscritto. Ringraziando Dio, in 23 anni credo di aver fatto sempre le cose come andavano fatte e con i risultati che vedete. A regola d'arte. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare nuovamente in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, penso che sono me, non sono sicura. Buongiorno. Buongiorno Laura e buongiorno al nostro caro sindaco. Buongiorno a lei. Volevo solo dire 2 paroline. Prego. Allora, primo,
complimenti al nostro carissimo sindaco che fa tanta roba per la nostra città, che la è meravigliosa, la diventerà ancora più stupenda. Signor Sindaco, continui così, è forte, non stia a dire le parole che parla della gente. E volevo dire l'ultima roba, lo rispetto, che voglio bene, posso anche dire, penso, perché può essere mio papà, che dico un'altra roba, mi lo sempre in portafoglio. È sempre con me nel mio cuore. Grazie e una buona giornata a voi tutti. Un bacio grande, grazie. Grazie, un abbraccio. Sai perché si portano dietro i cose elettorali, no? Che bello. Ho capito. Ecco. Sai, è talmente bello girare, anche ieri che eravamo a Barcola, a girare per la città, con tutte le problematiche, poi perché uno va al marciapiede e quell'altro, sai, il problema dei marciapiedi. Parliamo una volta tanto. Abbiamo 300 km di strade, se moltiplichi i marciapiedi devi 350 veramente, se moltiplichi i marciapiedi che sono doppi vuol dire 700 km di marciapiede. Quando avevi fatto il 20% hai fatto 140 km non hai fatto niente, no? Perché su 750, quando hai fatto 150 km di marciapiede, e allora adesso, ripeto, abbiamo cominciato a mettere dei soldi importanti, ho parlato con Everest, che ripeto è un ragazzo veramente molto in gamba, 6 milioni metto adesso e 6 milioni li mettiamo subito con le prossime variazioni, per cui bisogna asfaltare la città, questo sì, anche perché nel frattempo con questa banda larga hanno fatto buchi dappertutto, fognature, bisogna mettere questi pozzetti, non solo delle fognature ma anche delle varie ditte, Team, Telecom, eccetera. Chi più ne ha più ne mette il telefono, non vi do più un permesso neanche a morire, no, sai, no, dopo non è così perché devi anche darglielo, insomma, lotta continua sempre. No, volevo dire anche ai cittadini, vai a Roma, il trasporto pubblico è all'interno del comune, tutti i lavori sono all'interno del comune, noi non abbiamo più operai, noi non abbiamo il trasporto pubblico. Io prendo il telefono alla mattina e grido come un pazzo contro quelli di Roiano che non stanno ancora andando avanti, ma non sono dipendenti del comune, sono ditte, mi segui, no? Allora, ma così deve funzionare. E questo ho detto l'altro giorno al ministro Zangrillo, no? Ormai i comuni non devono... Come si chiamava una volta che avevamo l'industria di Stato con Prodi, come si chiamava, non mi ricordo? Ti ricordi? Noi non dobbiamo, lo Stato deve controllare il tutto, non deve fare l'imprenditore. All'Italia ci è costata 12 miliardi di euro di passivo, adesso all'Italia finalmente ceduta ai tedeschi, dico io, ma vi rendete conto che l'ultima volta avevamo 68 aerei, cioè fino all'altro giorno Laura, e avevamo 3.600 dipendenti, prego? Capisci? E abbiamo buttato via 12 miliardi di euro. Vi ricordo che 12 miliardi di euro sono 24.000 miliardi delle vecchie lire, non sono tanto per ricordarvi un po', no? Sapete, io sono abituato ancora a ragionare in lire e vi spiego il perché. Io nei miei negozi vendevo, dico, quando ero ancora dentro, a 2.500 lire il chilo il pane. Oggi il pane a più buon prezzo è a 5 euro, 5,50 euro. Sai cosa sono 5 euro? 10.000 lire. Questo è quello che è successo ai cittadini. Una volta andavi in supermercato con 50.000 lire, venivi fuori col carrello pieno. Adesso con 25 euro vieni fuori con una borsettina. Questo è il dramma che sta vivendo, e non solo il nostro paese, ma tutti quanti, perché adesso addirittura sai che abbiamo i croati, io mi rendo conto dei conti dei miei negozi, abbiamo i croati che stanno venendo di qua perché risparmiano il 20%, come arrivi con l'euro immediatamente si scatena il mondo, no? Sì, è un fenomeno. L'altro giorno abbiamo incontrato il figlio del magazziniere della Triestina, che adesso gli metteremo una targa, veniva da me nel 77 e gli vendevo l'acqua minerale Lavaredo a 90 lire a bottiglia. 90 lire alla bottiglia, ma vi rendete conto che non costava niente la roba? Adesso con 90 lire, cioè, che sarebbero in centesimi, sai cosa fai? Non riesci neanche da fuori della porta. Oggi un caffè costa €1, un caffè costa €1,20, pensate voi.
È vero. Allora, dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, fra pochissimo ancora in compagnia. Perché la pubblicità è l'animo del commercio, dice vero, Laura. no? Quindi bisogna darle spazio, assolutamente. Fra pochissimo con il sindaco, ancora il sindaco di Piazza qui con noi. Allora, bentornati in diretta, siamo sempre con il sindaco di Piazza e siamo in collegamento con il nostro Marco Stabile che nel frattempo si è spostato al Pedocina, il bagno La Lanterna, per verificare insomma questa partenza dei lavori per la nuova porta di sicurezza. Allora, a te la linea Marco. Sì, Laura, mi senti? Sì, Marco, vai. Sì, allora, sono iniziati i lavori per il raddoppio, possiamo definirlo così, delle uscite di emergenza del Pedocin con le nuove porte. Le vedete, gli operai della ditta Belletti in azione che stanno scaricando la seconda porta proprio in questo momento in diretta e si dirigono verso la vecchia uscita d'emergenza dalla parte femminile del bagno La Lanterna o Pedocini. Il sindaco ovviamente ci spiegherà il perché dell'operazione legata alla capienza massima della parte femminile del Pedocin e il tipo di operazione che si va a fare, sindaco. Grazie Marco. Beh, vedi, qualche volta l'importante è non stare dietro il computer, ma andare là. Allora, mi presento con questo piano di emergenza di evacuazione e naturalmente mi arrabbio come un matto perché non dovevamo, Laura, arrivare ai 3.000 di una volta, ma neanche ai 500 di adesso. Vado là, vedo sta porta, bastava fare la porta di uscita e naturalmente porteremo invece che al 500 a 800, adesso parlerò con gli uffici e parlerò con il dottor Cipriani. Arrivo là, naturalmente in tempo reale, come sempre siamo riusciti a fare perché sotto soglia in questo caso non serviva a fare le gare. Belletti, che è un'officina straordinaria, al 1° di agosto stiamo già lavorando, buttano via questa vecchia porta, vedi, e mettiamo l'uscita di sicurezza e qualche volta nella vita bisogna, che è mia abitudine, andare là. C'era già questa uscita ma che non era sufficiente, mettiamo questa nuova e a quel punto ritorneremo a dare la soddisfazione alle signore triestine che potranno arrivare, credo, fino a 800, insomma. Insomma, 200. Questo dimostra, Marco, questo dimostra che se può fare, no? Devono lavorare, quindi... se può fare. Certo, sindaco, credo di aver capito che il tema è che questa nuova porta ha una doppia uscita e quindi permette di modificare quel tetto massimo di ingresso. Esatto, a parte che ripeto, i titoli che ho letto prima, terrorismo, aereo che cade, terremoti, ma cosa andiamo a cercarci ironie, dico io. Cambiamo quella vecchia porta lì, bastava fare questo per riuscire ad arrivare, ripeto, a 800 persone. Adesso decideremo con gli uffici, con il dottor Cipriani, ma credo che 800 persone sono già meglio di 500, capisci Laura? È vero, infatti. Grazie dell'immagine, mi ha fatto molto piacere. Siamo riusciti in 10 giorni a fare sta roba qua. Bene, bravi. La partenza dei lavori. Via da qua, adesso vado là a dare un'occhiata. Non moltissimo, immagino. Come? No? Non ci vorrà moltissimo, quindi andrà a verificare subito i lavori. Laura, il problema è affrontare sempre. L'altro giorno una mi chiede, c'era Mimma, mi tolga le sedie da Piazza Verdi, ma le sedie sono, per legge della commissione, sono tutte messe con le fissette, presente? Chiaro. Ci saranno 800 sedie, devi col coltello tagliare tutte le fissette, allora non si può. L'importante è andare a vedere però, mentre spesso e volentieri gli uffici cosa fanno? Parlano al telefono e non vanno a vedere il problema. Io quel giorno che ho saputo della lanterna, sono andato là, vedo sta porta, tempo reale, 20 secondi, il cervello si mette in moto, ecco i risultati. Ecco i risultati, quindi questa l'abbiamo vista in diretta. E viva la lanterna che l'abbiamo solo a Trieste, che tutti diventano matti. Tutti arrivano qui a... Guarda, quando arrivano a Trieste tutti mi chiedono, anche, ma è vero che avete un bagno per uomini e per donne? E sì, dico io, perché ormai è bellissimo. Guarda. È diventata un'attrazione turistica, però ci sono anche tantissimi triestini, soprattutto no, triestini il problema è che ci sono queste...
queste regole, no? Perché siamo sul mare, obiettivamente cosa vuoi che succeda? Un maremoto a Trieste? Credo di no. Un terremoto? Speriamo di no. Un attacco aereo? Insomma, mi fa ridere. Abbiamo letto i titoli prima, però insomma diciamo che anche questa è fatta, dai, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ancora una cosa volevo dirti prima, Carciotti. La partenza prossima di altri cantieri? Sì, adesso stiamo lavorando per spiegare ai cittadini la parte più bella commerciale della città è il mercato ortofrutticolo. Sì. Stiamo parlando di parcheggi, perché sotto verranno 1200 parcheggi. Allora stiamo andando avanti, adesso anche lì c'è un problema col demanio, perché c'è una piccola parte che ancora è demaniale, eccetera, ma vorrei portare nell'ex fabbrica tabacchi, è presente? Sì. Il mercato, anche perché il mercato ormai non serve più per i supermercati, perché noi supermercati abbiamo tutti la piattaforma vuol dire che ci arriva già la merce da altre parti. E adesso il mercato ortofrutticolo serve per i botteghini della città e naturalmente vengono da Isola e da Capodistria. Da Capodistria. E allora il fatto di portarlo lì ancora più vicino, perché c'è l'autostrada, è presente, via, non mi ricordo come si chiama la via lì che porta alla fabbrica tabacchi, e anche lì adesso vediamo di vendere il mercato ortofrutticolo che vale 25 milioni, con una parte dei soldi fare questo, e dopo con una parte vorrei rifare Piazza Unità, perché ormai è un disastro. In quella volta hanno sbagliato il tipo di pietre. Se vedi le pietre di Piazza Verdi sono tutte perfette, Piazza della Borsa tutte perfette, quelle che hanno messo in Piazza Unità d'Italia sono tutte disastrate, è stata sbagliata la scelta di mettere quelle pietre lì. Quel tipo di pietra. Mentre quelle di Piazza Verdi e Piazza della Borsa sono tutte delle cave, quella di Macor su, di Santa Barbara. E quelle pietre lì, hai visto, non si muovono e non si sgretolano, mentre quelle di Piazza Unità si sono sgretolate tutte, perché relativamente poco tempo. Non sono pietre del nostro territorio. Ricordiamo ai cittadini che sotto abbiamo tutto quel masegno, sotto la città c'è masegno dappertutto. E dopo vorrei fare al centro della città, della Piazza Unità d'Italia, lasciare attorno le pietre segate per i problemi di cittadini con problemi di deambulazione per gli anziani, e al centro, se condizionale la sovrintendenza me lo concederà, mettere le pietre di Masegno al centro. Al centro. E ritornare a avere la piazza di Masegno, un po' come ho fatto in Piazza della Borsa, hai visto, no? Chiaro, che attorno alla fontana è tutto Masegno, che è bellissimo, e attorno abbiamo le pietre segate per chi ha problemi di deambulazione, insomma. Chiarissimo, quindi questo è il progetto per il futuro di Piazza Unità. Allora dobbiamo andare, mi dicono, in pubblicità ancora una volta. Di nuovo? Una breve pausa, poi ce ne sarà ancora un'ultima, dopo basta. Dopo mi mandi via, che vado a vedere il cantiere adesso è curioso il sindaco di andare a vedere sul posto il cantiere del Pedocin, della lanterna, fra pochissimo. Dopo chiudiamo? Rieccoci in diretta ancora con il sindaco Roberto Di Piazza. Allora c'è anche una telefonata in arrivo, la sentiamo. Prego. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto? Avranno messo Vediamo giù. Forse qualcuno ha messo giù, sento qualcuno in sottofondo, non so se riusciamo a far capire. Pronto? Ci riprovo, 1, 2, 3, pronto? No, evidentemente non c'è la possibilità di dialogare, ci sono anche un sacco di mail. Volevo però chiedere, il sindaco prima parlava anche del futuro sviluppo, no? del Porto Vecchio, e anche c'è stato un passaggio in cui ha accennato al silos, alla questione del silos. Il silos sappiamo tutti cosa ha rappresentato per la città, i problemi che ha rappresentato per la città. E adesso per fortuna so che sono in una fase finale per la vendita. Sapete, se viene venduto e che arrivano degli investitori è una cosa molto interessante, perché il silos adesso è diventato interessante perché davanti ha qualcosa come 65 ettari di Porto Vecchio o Porto Vivo, chiamatelo come volete, per cui il silos è enorme. E poi a me mi interessa in maniera particolare perché se viene venduto il giorno dopo chiedo in affitto, intanto che fanno i progetti, l'area dei parcheggi dietro, no? C'è un'area enorme. Chiaro?
mettiamo 100 camion di ghiaia, facciamo come la lanterna, il giorno dopo apriamo i parcheggi, così avrai quello del silos che vai su per le rampe, che è stato fatto male in quella volta, e in più allora a me interessava questo, cioè la possibilità di mettere dietro al silos 1000 macchine, perché adesso facendo il cantiere sulle Portovecchio ho tolto i parcheggi del Molo Quarto, tanti parcheggi del Molo Quarto, allora ho bisogno di parcheggi, allora abbiamo il mercato ortofrutticolo che sicuramente spostandolo diventa qualcosa di straordinario, però il silos, se lo vendono, se lo fanno, potrebbe essere immediato, capisci? Certo. Cioè 100 camion di ghiaia, butti là, apri, metti una sbarra che si fa come la lanterna in 5 giorni, In 5 giorni. e risolvi il problema, ci tengo molto. Benissimo, questo quindi è il futuro, insomma, di quella zona che è stata Guarda, a lungo c'è di nuovo il all'attenzione. telefono. C'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è linea con noi? Buongiorno, sono Lidia. Lidia, buongiorno. Sì, ho già chiamato per questo problema, spero che il sindaco mi dia una risposta. Dunque, a Monte Grisa, dove c'è il ristorante La Casa del Pellegrino, davanti c'erano delle panche con delle tavole, con degli ombrelloni, dove che turisti e tante altre persone che venivano su si riposavano, bevevano un caffè. E il vescovo, così mi hanno detto, ha fatto togliere tutte queste cose, in più ha ridotto notevolmente il numero dei tavolini della Casa del Pellegrino, per cui hanno dovuto licenziare 4 giovani camerieri che il sabato e la domenica erano assunti perché c'era tanta gente. Io vorrei sapere, dunque, queste persone che venivano su non erano gente che facevano confusione, musica, eccetera, tutti avevano rispetto del luogo. Allora io chiedo perché vengono fatte delle cose che vanno a discapito di un'attività commerciale e soprattutto di tanti pellegrini. Mi ha detto un signore che portavano anche i pulmini con persone disabili e lì avevano queste panche con questi ombrelloni per potersi riposare. Chiaro. Allora io voglio sapere un motivo logico perché vengono fatte queste disposizioni, secondo me, ingiustificate. Chiarissimo, signora Lidia. Ringrazio e spero in una risposta. Grazie, buona giornata. Certo. Beh, intanto devo dire una cosa che pochi sanno, che ho avuto l'opportunità di lavorare, pensa, con 3 vescovi. Sì. E il primo era, come si chiamava prima di Crepaldi? Allora c'era Crepaldi, prima ancora quello adesso, prima di Crepaldi, che ho lavorato con lui per 10 anni, Ravignani. Ho lavorato con Ravignani, con Crepaldi e adesso con Trevisi, che è il nuovo vescovo. Lo chiamo subito, via da qua lo chiamo e mi faccio spiegare perché hanno fatto questa cosa qua. Il posto è un posto straordinario, magico. Io quando arrivo a Monte Grisa ogni tanto che ho un po' la giornata pesante vado là e mi guardo l'orizzonte e mi metto a posto il cervello. Allora sto dicendo, parlerò col vescovo e gli chiederò cosa vogliono fare. Mi sembra strano perché era un luogo talmente magico, Laura, che ti dà questa forza, poi tutta questa costruzione così, che a me neanche non dispiace, anche se è un po' avveniristica così. Comunque mi informo col vescovo e dopo vediamo cosa succede. Mi fa specie che hanno tolto le panche e che hanno tolto i tavolini, lo vengo a sapere adesso, mi informo. Sempre su panchine una domanda al sindaco da parte del signor Maurizio: non si potrebbe dotare la nostra stazione delle corriere intraurbane, dice, di qualche panchina per attendere i bus? Ne è totalmente priva e consideri che ci sono bus anche di notte, ovviamente anche E dove questo? Credo alla stazione delle corriere, quindi quella vicino, diciamo, alla stazione dei treni. Quella del Silos là? Credo proprio che si riferisca a questo, sì. A questa... Ma abbiamo il problema è che tutte le panchine di Piazza Libertà sono occupate adesso da questi extracomunitari, che adesso faremo pulizia anche lì. Adesso lunedì ho approvato la recinzione dell'Assisi. Ti racconto questa perché è carina. Allora ero sindaco di Muggia e mi telefona Damiani e mi dice: vieni che inauguriamo il monumento all'Assisi.
io sono quello invece che ho messo Massimiliano d'Austria dopo in piazza Venezia. Venezia. Arrivo giù, sai, col tricolore, lascio la macchina non so dove, dietro là in stazione, e vengo verso la cosa, ed erano tutti questi austriaci con le bandiere, sai, con l'aquila, eccetera. E come vedono arrivare questo signore con la fascia di colore, parte la manifestazione, ma non ero io quello che dovevo farlo partire. Questi fanno partire le bande, eccetera, e fanno la manifestazione, cominciano a parlare in tedesco, in austriaco, eccetera. Arriva Damiani, era fuori di lui, ma io non era colpa mia, io mi ero presentato per assistere alla cerimonia. Sai, sono quegli aneddoti che ti rallegrano la vita. No, l'altro giorno ho approvato in giunta, sul progetto di Michele Babuder, la recinzione, così avremo finalmente, non andranno a fare quello che fanno attorno, che ho messo quell'altra recinzione, quell'altra, ma che è brutta da vedere, e faremo una bella recinzione all'altezza del monumento e all'altezza dell'Elisabetta d'Austria. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, Sergio, buongiorno a voi sindaco. Sergio, buongiorno. Buongiorno, volevo dirle che la strada che è dietro Corso Cavour, della quale si è fatto adesso lo scavo nuovo per mettere dentro, è stata appena asfaltata. E appena asfaltata è già stata aperta per degli scavi. Ma dico, l'amministrazione, non dico lei perché lei ha dirigenti che dovrebbero vedere queste cose. Non potevano asfaltare dopo, diremo, la canalizzazione della messa in opera di questi tubi. Adesso abbiamo una strada perfettamente bella con le di quale strada sta parlando? La bretellina del Molo Quarto, quella dove eravamo prima. No, dove hanno trovato Esatto. Mi scusi, no, ma le rispondo. Lei deve capire che noi ci confrontiamo con la Telecom, con tutti gli altri enti che vogliono mettere cose, con le fognature a Cegas, basta vedere cosa sta succedendo su in via Romagna, no? Siamo anni che aspettiamo di asfaltare perché la Cegas deve fare. La Cegas adesso deve tirare i pali, i tubi a Barcola, e io devo aspettare. Allora sto dicendo, è più semplice invece, secondo la mia opinione, andare avanti, e dopo ogni tanto succedono queste cose che dice lei, però la bretella lì serviva per portare il gas e l'acqua in Porto Vecchio, e dopo abbiamo trovato sto molo del sale, eccetera. Però ripeto, è quasi impossibile riuscire a coordinare il tutto, mi segue? Perché abbiamo di fronte 20 enti. No, mi segua, abbiamo 20 enti. Se io aspetto ogni ente non facciamo un'asfaltatura neanche morire, perché ogni ente ha i progetti, ma progetti, calcoli che, come dicevo prima a casa mia, che l'altro giorno ero di nuovo senza acqua, abbiamo ancora il tubo di Maria Teresa d'Austria in via del Pucino, abbiamo ancora il tubo che portava l'acqua a Trieste di Maria Teresa d'Austria, e io ogni tanto sono senza acqua perché questo tubo esplode. Adesso gli ho detto, cambiatemi questo tubo. E cosa le devo dire? È impossibile, ma l'ho provato a fare, ma coordinare tutto è impossibile. Basta vedere, ripeto, via Romagna, che stiamo aspettando da anni che facciano i lavori, e alla fine mi sono incazzato, ho detto asfaltate e dopo vedremo quello che succede. Sì, scusi, ancora una cosa volevo dirle. Pronto? Sì, Sergio. Prego, Sergio. Dica. Sì, due cose. L'entrata che si trova del Porto Vecchio o Porto Vivo, come dice sempre lei, sì. L'entrata che è sotto il ponte di Barcola ha due porte che sono completamente arrugginite. Sì, ma buttiamo via tutto là. Adesso che veniamo avanti con la strada verrà buttato via, presente che c'è quella specie di casermetta lì, proprio lì. Sì, della finanza, ecco, lì buttiamo via tutto. Mentre all'ingresso di Largo Santos arrivano la caserma dei carabinieri, che è molto interessante, perché ho voluto a questi carabinieri, perché siamo vicino alla stazione e finalmente... No, ma io parlo della portella. Lo so, ho capito, ho capito, no, ma le rispondevo il coro più ampio, le ho risposto prima, lì buttiamo giù tutto, c'è quella casa, per cui quelle porte che lei vede non esisteranno più.
Bon, ancora le levo un secondo. Guardi che io nel 93 ho visto le inferriate sia di Ferdinando Massimiliano e che di Elisabetta dietro le stalle e delle stalle di Miramare. C'erano un mucchio di ferri che erano le inferriate originali della statua sia di Massimiliano, di Ferdinando Massimiliano che di Elisabetta. Sarebbe opportuno parlare con le Beleati affinché ci dicessero dove sono finite quelle inferriate originali. Prima di farle delle altre vi erano quelle originali. Grazie. Grazie Sergio, buona giornata. Sulle inferriate non so cosa convenga fare, insomma, se andare a cercare l'inferriate la vedo dura. No, ma c'è sempre, ci sono dei cittadini che mi parlano delle statue che erano davanti a Piazza Unità, eccetera, ma io robe che non ho mai visto. L'unica cosa che io dico è che quando sono arrivato davanti al Teatro Verdi c'era un distributore di benzina e c'era un parcheggio, tu eri piccola, ma ti ricordi? Adesso invece ieri che ero con tutti questi che gli spiegavo questo e che gli autobus passavano dietro la Camera di Commercio e venivano fuori in Piazza della Borsa, ti ricordi? Tanto per dirti. E ovviamente abbiamo cambiato tante cose della città che adesso è talmente accogliente, ripeto, ieri avevamo tutti questi qua da tutto il mondo impazziti e questo naturalmente mi fa piacere. D'altra parte ho visto anche l'altro giorno che ero a Milano, camminando per Milano, è un'altra cosa, la qualità della vita, anche perché abbiamo il mare, anche perché abbiamo questo golfo con in fondo Miramare, sai, con tutte le colline. Ieri sera gli dicevo, vedete quello cos'è? Quello è Prosecco, che dà il nome a 2 miliardi di bottiglie che produciamo di Prosecco in Italia. E questi rimangono a bocca aperta, no? Ma è la verità, perché io abito in via Plinio, e sotto c'è la via Livia, che era l'imperatrice romana, che 2000 anni fa beveva la glera, che dopo diventa il Prosecco, tanto per dirti. Belle queste storie e che colpiscono i cittadini. Questi sono già stati, uno di questi è già stato da Cante, è già stato da Scherk, è già stato da Zidaric, che poi sai sono cantine fantastiche. Certo. E se riusciamo di nuovo con la Cabinovia a portare gente in Carso, immagina il Carso con tutte le osmize, i ristoranti, diventerà qualcosa di straordinario, perché è molto bello il Carso. Adesso abbiamo questo progetto di Kipar che voglio che uno che arriva a Trieste in stazione non sa che noi abbiamo il Carso con la grotta gigante, eccetera. E allora fare, dove c'era la vecchia, un pezzo di Carso. Abbiamo anche adesso le cave romane che mi danno un monumento, c'è una specie di grotta messa naturale, naturalmente, dentro a un masso, diventerà qualcosa di straordinario. E allora uno arriva e vede, mi fermo 2 giorni perché vado anche in Carso, vado alla grotta gigante, vado alle grotte di Postumia, per dirti, no? L'importante è che si fermino nei nostri alberghi perché si chiama Laura Economia. Allora Sindaco, dobbiamo andare per l'ultima pausa pubblicitaria, ma prima volevo farle vedere la vignetta di Marco Inglaro che ci ha mandato proprio in diretta sulle porte del Pedocin. Bravo. Forse se evita il numero chiuso al Pedocin per le porte troppo strette, incominciavo a preoccuparmi di dover calar la panza. Insomma, anche questa è una delle motivazioni che portano tanti bagnanti, no, separati, uomini e donne, al Pedocin. Grazie a Marco Inglaro. Lo ha fatto in diretta e questa è una cosa molto simpatica. È simpatico, infatti, e dopo il sindaco andrà al Pedocin, appunto, chi è là. No, adesso ho 20 minuti. Ma vado via da te, passo là davanti, do un'occhiata. A vedere, dare un'occhiata. Perché dopo le 10:30 ho un appuntamento importante. Perfetto, allora ci fermiamo, piccola pausa, ancora per gli ultimi poi 20 minuti, un quarto d'ora in compagnia del sindaco. A fra poco.
Eccoci in diretta ancora in compagnia del sindaco. Allora, sindaco di Piazza, sono tantissime le mail che sono arrivate al nostro indirizzo, ne leggo qualcuna molto rapidamente, le do proprio i titoli per così dire, no? Allora, c'è la preoccupazione sia da parte di Giorgio che da parte di Monica per la situazione della Tirso. Quale sarà il nostro futuro? Dice Monica, 170 famiglie senza alcuna prospettiva per il futuro, e Giorgio faceva notare sono quasi tutte donne, no? Lo so, ero sindaco di Muggia quando fallì quello che era di Bergamo, che non mi ricordo il nome, e insieme con Riccardo Illy portammo Parodi, che è questo della cosa. Adesso si crea di nuovo il problema, purtroppo non entro, abbiamo risolto la Varzila e sono contento perché con l'arrivo di MSC per le 300 famiglie e per tutti gli operai abbiamo risolto quel problema, adesso cercheremo di risolvere anche questo. Ripeto, già a suo tempo, grazie all'aiuto anche di Riccardo Illy, siamo riusciti a risolverlo. Adesso abbiamo di nuovo il problema, cercheremo di risolverlo. Allora, cantieri in partenza, sindaco, o comunque in fase avanzata. Allora, parliamo di Palazzo Biserini. Palazzo Biserini, sapete, in piazza Ortis abbiamo 11 milioni e 2 per fare una biblioteca, che naturalmente siamo pronti, è pronto il progetto. Pensate, 11 milioni, abbiamo qualcosa come 500.000 o 5 milioni di libri, insomma abbiamo una marea di libri, diventa una delle cose molto importanti, diventa una biblioteca straordinaria del nostro paese. Questa è una cosa molto importante che parte adesso. Ci chiede il signor Giorgio, il problema Acquamarina a quando? Acquamarina, abbiamo i soldi. Adesso partono 14 milioni di opera e naturalmente stanno preparando il progetto esecutivo, non il progetto è già stato presentato, il progetto esecutivo, e dopo bisogna fare la gara e parte anche quella. Dopo abbiamo ancora altre cose tipo piscine, appunto, per quanto riguarda la piscina. Allora la Regione ha finanziato qualcosa per San Giovanni, sempre con Summer, che potrà mettere qualcosa anche di terapeutico all'interno. Mi ricordo la piscina di San Giovanni, ero ragazzino, avevo 10 anni, andavo a giocare a San Giovanni perché sai che la mamma in quella volta era il mio rione, perché abitavamo in via dello Scoglio, e mi dicevano, vede, questo è il maneggio dove verrà fatto, 10 anni avevo, dove verrà fatta la piscina. Sai chi ha fatto la piscina dopo? Io da sindaco, 50 anni dopo. Allora rido di questo. In quella piscina adesso, poi l'ha presa Summer, che è un grande, adesso lui andrà a fare un ampliamento e andremo a fare la copertura della piscina, quella che è esterna della Bianchi. Hai capito? Come no? Andremo a fare la copertura, è stata finanziata anche quella e faremo la copertura. Perché tutto quel polo dove Summer ha fatto, aiutami, il centro, la cittadella dello sport, adesso pensa la piscina, eccetera, eccetera, diventa qualcosa di straordinario per chi? Per i giovani. Io dico sempre, se vogliamo salvare i giovani, dobbiamo farli fare sport, perché stare insieme, imparano le cose belle. Basta vedere la ginnastica 81, insomma, cosa ha fatto. Ecco, anche lì adesso tante polemiche a San Giacomo. Sull'ex Pavan, c'era una domanda anche su questo. Per tenere in piedi un cadavere come che era quella vecchia casa lì, e invece facciamo qualcosa per i giovani, come abbiamo fatto partire anche la palestra di San Giovanni, adesso stanno lavorando alla grande, avremo in quella palestra 3 palestre, 2 uno per la pallavolo e 2 per il basket. Per cui insomma sai quelle cose belle, no? Che ripeto, dobbiamo darle ai giovani. Abbiamo bisogno di palestre perché siamo una delle città più sportive d'Italia. È vero, e a proposito di sport, tornando a San Giovanni, ci sono anche i lavori per il cosiddetto cubone o comunque insomma palestre. Sì, quella palestra lì ti dicevo che verranno fuori 3 palestre all'interno. Dopo naturalmente dietro San Giovanni abbiamo tutte le scuole, sai che sono pronte adesso le scuole che consegneremo a breve, che poi una in legno è venuta fuori qualcosa di straordinario, bella anche per i bambini che invece che stare in mezzo al cemento staranno in questi asili fantastici e bellissimi.
San Giovanni è venuto abbastanza bene, sì, Un bel lavoro. proprio un bel lavoro. E poi, ripeto, questa sinergia con i privati, nella fattispecie con Enrico Sommer, ci porta lontani, anche perché il privato è molto efficiente, non ha il bisogno del comune che deve ogni momento fare la gara per comprarsi un bicchiere d'acqua, insomma, no? Un lavoro invece che è stato rallentato, no? Proprio da questo tipo di problemi è quello sui ponti verde e bianco. Al 6, sulle rive, ecco, no? brava questa. Al 6 di settembre presentiamo il progetto per il Ponte Verde che va in gara, per cui il Ponte Verde e il Ponte Bianco, quello che non ci consente di far passare i tir e gli autobus su quel ponte, entro dicembre partiranno i lavori, cioè siamo già al progetto esecutivo, mi segui? Sì, Quello sì. è una cosa molto interessante, perché adesso far passare i tir in mezzo alla città, e d'altra parte non ho alternative, capisci? Quindi Ecco, vedi in quel data... momento io sono convinto che quel ponte non cedeva, però qualcuno ha fatto fare uno studio, e lassù che ci guarda, perché purtroppo non c'è più che un ingegnere, ha scritto è pericolante. A quel punto nessuno si assume la responsabilità, perché se per esempio crolla il ponte e succede qualcosa va in galera, capisci? A quel punto questi sono i problemi. Per fortuna non è successo niente, per fortuna il 6 di settembre l'esecutivo calcola 60 giorni per la gara, per cui a dicembre probabilmente partono i lavori. Lì farò una cosa di questo genere, faremo una corsia sotto la Capitaneria di Porto, mi segui? Sì. Andrò naturalmente a rimuovere alcune aiuole che metteremo a posto dopo, e faremo sotto la Capitaneria poi faremo il centro e poi verso Ponte Rosso, mi segui? Tre corsie. Bisogna assolutamente rifarlo, e così dopo l'abbiamo rifatto e per i prossimi 1000 anni non ci sono problemi. Allora, una telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signori, buongiorno ai triestini, buongiorno ai friulani. Sono Franco Lega. Buongiorno Franco. Ho chiesto mille volte agli ospiti di Tele4 di dirmi quanti extracomunitari arrivano tutti i giorni. Nessuno mi ha saputo dire. Al giornale piccolo, neanche lui non mi ha saputo dire. Vediamo un po', signor Sindaco, io non le do problemi di asfalti, di marciapiedi, di fogni, eccetera, ma ho un problema solo, il numero degli extracomunitari che arrivano tutti i giorni e cosa costa un extracomunitario al giorno. E i bambini non accompagnati cosa costano? Perché con tutti questi arrivi è logico che non avete soldi per i marciapiedi, è chiaro, no? Perché invece di andare a vedere queste fognature non va anche a vedere sul confine quanti arrivano? Possibile che lei non abbia la macchina, gliela presto io la macchina, le faccio anche ce l'ha la macchina, andiamo su e giù tutto il giorno, 24 ore al giorno. Va bene Franco, allora chiede se Franco, sa quanti... Poche idee ma ben confuse. Ecco. Allora, innanzitutto, quanto costa un extracomunitario? Purtroppo lo Stato gli dà 120 euro a queste associazioni a testa, questo è uno dei problemi. Quanti arrivano? Lei ha visto che a Lampedusa addirittura sono arrivati 150.000 in un anno, da noi sono arrivati 15.000, ma poi quanti arrivano che non vengono censiti, che prendono il treno e vanno avanti, vanno in altri paesi, questa è la realtà, non tutti chiedono asilo, semplicemente abbiamo fatto delle leggi talmente stupide e mi ripeto una volta in più, bastava fare dei centri dove questi arrivavano, gli davamo l'assistenza sanitaria, gli davamo da mangiare, i documenti, passi lunghi e ben distesi. Non abbiamo voluto fare questo, la sinistra ha voluto l'accoglienza diffusa, che è stato un fallimento totale. Abbiamo messo adesso sui 3 confini, Lazaretto, Rabuiese e Fernetti, i controlli, e allora le dico no, non Lazaretto, aiutami, Rabuiese, Fernetti e l'altro, i 3 confini. E gli altri 15 confini, le faccio un esempio, Lazaretto, Ospo,
su tutto il Carso, sono tutti liberi. Sono tantissimi. Per cui questo siamo capaci di fare ed è sbagliato. Ho telefonato al Ministro e il Ministro mi dice che comunque riescono a prendere un pochi. Io sono convinto che il 50% li prendiamo e il 50% passano senza avere i dati, perché l'altro giorno che sono andato a Fernetti all'autoporto vedevo 4-5 di loro che stavano scavalcando la strada e questo è quello che succede, si chiama rotta balcanica. Io ho cominciato la rotta balcanica, pensa tu Laura, 22 anni fa con i rumeni che arrivavano tutti da un paese, arrivavano qua questi minori stranieri. Come funziona per spiegare ai cittadini? Arriva un minore straniero, si presenta al confine, l'ufficiale della Polizia di Stato chiama il comune o un minore straniero che viene consegnato. Naturalmente avete visto che nei comuni minori tipo Morupino gli hanno fatto dormire addirittura con l'assessore perché non avevano la cosa e gli ho dato una mano io, dopo anche a Muggia, all'amico Polidori. Questa è la realtà, ma perché bisogna organizzare le cose, dico alla tedesca, bisogna fare le cose bene e purtroppo non le facciamo perché abbiamo fatto delle leggi per quanto riguarda gli extracomunitari che sono assolutamente di una tolleranza incredibile, invece io dico che le leggi devono essere regole e che vanno rispettate e questo non lo facciamo. Questi arrivano, fanno quello che vogliono, basta leggere sui giornali, si accoltellano. Io non ho mai portato un coltello in vita mia, non riesco a capire perché questi portano il coltello, però dopo devo anche dire che la Polizia di Stato non può perquisirli, tu sai che tu non puoi essere perquisita senza un ordine del giudice. Insomma. Allora, ieri sera ci segnala proprio Paolo, ennesimo accoltellamento Piazza Garibaldi, adesso dal primo, cioè da oggi, chiusura dei bar alle 23:30 e io farei chiudere dalle 20. Altro problema, i sudamericani bivaccano con musica a pieno volume perché i bar in piazza lasciano sedie e tavoli a disposizione senza metterli, senza legarli. Insomma. E dopo siamo sempre le solite. Io li metto l'ordinanza adesso, Laura. Questi vanno in un supermercato alle 5 del pomeriggio, si prendono 5 bottiglie di whisky e allora? E dopo alla sera si mettono attorno a un tavolo, eccetera. Il problema è l'educazione e il rispetto che questi devono avere e noi dobbiamo fare questo. E allora ripeto, comunque andrò sempre più duro perché più loro fanno casino e più io chiuderò i locali e dopo vediamo chi si stanca prima. Io credo si stancano prima loro. Speriamo insomma che vada così. Allora una telefonata, sentiamola, l'ultima credo di questa puntata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno al signor Sindaco. Niente, io volevo fare una domanda sul parco di Villa Necker, quello vicino, dietro il Museo Sartorio. Sì. Ho visto che il signor Sindaco aveva fatto un sopralluogo circa 3 anni fa per restituire il parco alla cittadinanza. Volevo sapere se c'era qualche aggiornamento su questa questione. Su questa questione. Grazie a lei, allora, buona giornata. Villa Necker è un posto meraviglioso al centro della città, con 3 campi da tennis, perché già quelli potevano ritornare utili, prova a immaginare 3 campi da tennis al centro città. Però c'è un però, 5 milioni servono, no? Perché bisogna mettere a posto tutto, eccetera. Obiettivamente adesso spendere 5 milioni con quello che dobbiamo fare e con l'emergenza che abbiamo 300, oggi stamattina credo che ho 300 minori stranieri in carico, mi seguite? Sono tanti. La verità, secondo me Villa Necker dovrebbe fare questa fine, il comando dovrebbe essere trasferito su al Piemonte Cavalleria, tanto per dire, abbiamo una caserma enorme che non è utilizzata. Teniamo questo comando lì in centro città con dei costi incredibili, pensa a riscaldamento, raffreddamento, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, per cui ritorniamo a quei 1.000 miliardi che dicevo prima, lo Stato Siamo partiti da questo, è vero. Hai capito? Sì. Bisogna rivedere tutta una serie di cose dello Stato e ripeto, Villa Necker potrebbe essere donata alla cittadinanza perché lo Stato, d'altra parte, sai, stavo pensando sotto casa mia
c'è una casa dell'ANAS, io abito lì da 22 anni e da 22 anni, hai presente quella sotto casa mia, proprio a Grignano? Sì. È vuota da 22 anni, Da 22 ha anni. 4 appartamenti. Mettiamo il caso che prendevi 300 euro ad appartamento, sono 3, 6, 9, 12, 1200 euro al mese, moltiplicato 12 diventano 14.004, moltiplicato 20 anni diventano 200.000 euro, santa Madonna, 280.000 euro. Questo è quello che lo Stato non fa, non il governo, non chi governa, è lo Stato che non funziona. È chiaro. Mi capite? E di case dell'ANAS ne abbiamo centinaia in giro. Ce ne sono tante. Abbiamo le sfruttare caserme in modo migliore, sui confini avevamo le caserme della Guardia di Finanza, della Polizia, e dagli ai comuni a Santa Barbara, l'altozonero su Santa Barbara, abbiamo la caserma una volta c'erano i carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza. Abbiamo queste caserme abbandonate e regalele al comune, regalele ai privati, sarà sempre meglio di fare del cinema che vi dicevo, del cinema fatto dagli americani, che il demanio non me l'ha dato e che alla fine adesso è crollato. Bella soddisfazione, no? Era meglio se facevo un supermercato. Non ero ancora sindaco, ovviamente, no? Allora volevo dirvi, questo dobbiamo fare, caro concittadino mio, questo dobbiamo fare. Allora vuol dire rifare e naturalmente cominciare a dire che invece 1.000 miliardi lo Stato deve costare 900 miliardi e cominciamo e invece noi continuiamo a sentire, specialmente alcuni sindacalisti, senza far nomi per non prendersi la querela, che continuano a dire bisogna aumentare la spesa, bisogna aumentare la spesa sul sociale, bisogna aumentare la spesa sanitaria, e io dico, con quali soldi? Continuiamo a fare debiti? E le future generazioni cosa gli lasciamo? Noi li possiamo lasciare Niente, su scusatemi, sulle spalle. quando sento debiti. queste cose proprio perché è uno spreco di denaro mai visto. Grazie Sindaco, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. È da anni che non vengo, è stato un piacere specialmente stare con te, con una bella donna così, e grazie ai cittadini che ci hanno supportato con le loro domande, e buona giornata a tutti. Adesso vado un attimo al Pedocin. Buona giornata a tutti. Buona giornata a lei, grazie, buona giornata a tutti voi che ci avete seguito.